Buongiorno Udine, eccoci, partiamo da un grande applauso. Più forte, più forte. Non vi sento. Fate sentire. Anche là sopra, continuate. Fate sentire tutto il calore per questa bellissima... Oh! Sono davvero felice di ritrovarvi. Perché l'anno scorso ero qua e praticamente era un giorno prima, quindi insomma era il 4, oggi è il 3 e sono davvero felice di tornare a Collegamenti, il Festival Culturale dell'Università di Udine. Il tema di quest'anno è il tema città, capire anche come abitare, che è un concetto molto ampio che oggi e nei prossimi giorni verrà declinato in tanti modi. Sono davvero emozionatissimo, posso dire che siete bellissimi? E l'applauso a voi per questa bella presenza? Tutti, davvero, è un colpo d'occhio bellissimo. È bello vedere questa partecipazione in un momento storico così difficile, ma la cultura ci può aiutare. La cultura c'è, deve andare avanti, c'è sempre e oggi lo capirete e lo capiremo ancora di più. Partiamo da alcune parole importantissime, perché tra poco poi arriverà una superstar, un super ospite che so che aspettate, ci saranno tante domande, preparate le domande perché poi insomma come l'anno scorso chi c'era siete stati super protagonisti, era stato molto bello questo scambio. Quindi io non vedo letteralmente l'ora e partiamo da dei saluti importantissimi, parole importantissime e partiamo dal rettore, il professor Angelo Montanari. Un applauso. L'applauso è tutto per lei. Ringrazio anche tutte le nostre colleghe che lavorano con noi per l'aiuto tecnico. Buongiorno professore. Grazie mille per essere qua, la parola a lei. Buongiorno, è veramente un grandissimo piacere vedervi tutti qui presenti in questa occasione, veramente si allarga il cuore, sarò molto breve, però fatemi dire una parola. Io ho iniziato il mio mandato 3 giorni fa e ho definito un gruppo di persone che lavora con me e tra questi ho fissato una delega per l'educazione, le parole sono scelte con attenzione alla pace e alla non violenza. Il nostro Ateneo la settimana scorsa, il Senato accademico all'unanimità ha steso un comunicato stampa che trovate sul nostro sito e su cui tutti ci riconosciamo. E io credo che la violenza sia inaccettabile. La violenza non può essere usata come strumento per risolvere i conflitti, non può essere usata come strumento di lotta politica e soprattutto noi tutti troviamo inaccettabile la violenza sulle persone innocenti, ammesso che ci siano persone colpevoli. Però dico anche, e sono molto orgoglioso della mia università, che con le altre università italiane si è impegnata concretamente, al di là del senso di impotenza che molti di noi possono provare. Le università italiane, nel nostro caso anche d'intesa con l'Erdisu, con la Regione, abbiamo scelto di portare nella nostra università 2 ragazzi palestinesi di Gaza. Abbiamo fatto delle selezioni, ragazzi molto preparati, peraltro della mia materia che è l'informatica, e in questi giorni sono 150 in tutta Italia, i primi 40 sono arrivati, non ci sono ancora i nostri, noi li seguiamo con molta attenzione, con molta vicinanza. Come potete immaginare loro insomma, sono lì in quella situazione e spero nei prossimi giorni di potervi dare delle buone notizie su questo. Voglio anche aggiungere che, e vengo all'argomento di oggi, voglio anche aggiungere che questo tipo di iniziative secondo noi sono iniziative nello spirito di una università. L'università è inserita in un territorio e vuole
far crescere il territorio in cui si trova, mettere a disposizione le sue conoscenze e anche raccogliere dal territorio e da voi in primis i vostri desideri e le vostre paure, i vostri pensieri. E il tema di quest'anno secondo me è un tema veramente bello, il tema dell'abitare, lo ascolterete declinato in moltissimi modi. Secondo me uno degli elementi caratterizzanti è che l'abitare ha a che fare con le relazioni umane, personali. Questo è una sfida per tutti, in questo mondo, come sapete meglio di me, avere delle relazioni umane sane, dirette, personali, gratificanti, che ci riempiono la vita non è per niente banale. Ecco. In questi giorni avrete modo di osservare questo tema da molti punti di vista e insomma, io sono curioso come voi di ascoltare chi parlerà. Aggiungo un'ultima cosa, chiudo. Io vorrei che queste iniziative che l'Università di Udine sta portando avanti da un po' di tempo, Conoscenza in Festa, collegamenti, da straordinarie diventassero ordinarie. Quindi vanno benissimo queste iniziative, ci teniamo molto, ma mi piacerebbe che anche durante l'anno i temi che emergono continuassero. Allora, sull'abitare io lancio a me stesso un impegno e mi piacerebbe ragionare sulla città e l'università e più in generale la scuola, cioè quale ruolo ha l'università, quale ruolo hanno le scuole all'interno di una città. Io credo che sia un ruolo molto importante e insomma, nei prossimi mesi seguiteci e organizzeremo delle cose molto interessanti. Benvenuti ancora. E noi non vediamo l'ora. Grazie mille professore, può pure consegnare il gelato alla nostra collega. Grazie mille rettore, professore Montanari. Abbiamo iniziato con queste parole importanti, no? Anche sul senso di partecipazione, e oggi vedere questa grande partecipazione è davvero meraviglioso. Continuiamo anche perché se c'è collegamenti, se c'è questo festival importantissimo per questo momento storico che viviamo, è anche grazie al padre fondatore di questo festival, e io chiamo il rettore uscente, il prof Roberto Pinton. Un applauso. Benvenuto professore. Diamo il tempo tecnico di raggiungimento del palco. Ho fatto bene, no? È la giusta presentazione, padre fondatore, no? Sì, sì, beh, intanto non lasciamo l'orfano perché non vorrei pagare gli alimenti poi che ho finito. Però mi posso definire nonno fondatore perché sono diventato nonno da 2 mesi e mezzo, quindi insomma, allora un applauso anche a questa bella notizia che è sempre troppo. E Tommaso è troppo piccolo per portarlo ancora a collegamenti, quindi ti prego Angelo, farlo andare avanti 2 o 3 anni. Alle prossime edizioni, già l'anno prossimo va bene. Niente, prima di tutto, come dire, mi fa molto piacere, l'avete sentito tutti, l'Università di Udine è in buone mani. Quindi questa è la prima notizia bella che condividiamo. L'applauso ci sta, eh? Sentitevi liberi oggi di fare gli applausi quando volete, partecipate, insomma siete voi il centro della giornata di oggi. E quello che è bello è che c'è continuità sui valori, questo credo che sia importante. Collegamenti nasce così, nasce un'idea, ogni tanto i rettori hanno anche delle idee e qualcuno gli va dietro e quindi questo è stato molto bello perché insomma nasce un festival che vuole essere un festival della conoscenza sicuramente, ma anche un festival della cultura, cioè il modo con cui vengono affrontati gli argomenti e l'argomento, diciamo, clou di ciascuna edizione è proprio questo. Naturalmente il rettore poi non fa tutto da solo, e quindi un po' di ringraziamenti li devo fare subito, Elisabetta Scarton, Giovanni Cortella, Agostino Maio, tutte le persone. Quest'anno abbiamo avuto anche più volontari, cioè gente che dedica dell'università che dedica a tutti noi il suo tempo durante questo lungo fine settimana per favorire, per creare le condizioni giuste perché uno si senta a casa in qualunque degli eventi che parteciperà. E poi, a parte affidarci, perché sennò al teatro e con un, come dire, maestro di cerimonie come Marco Carrara è difficile sbagliare, no? E tanto più con gli ospiti. Io vorrei fare un ringraziamento speciale anche a Luca Perri perché ha usato Venere, tra poco arriva Luca. Che è bellissimo questo viaggio, no? Le stelle, però poi a me ricorda un detto veneto che di Venere e di Marte non si sposa e non si parte. Quindi è molto simile, vuole quello. Però ecco, con il gioco, con la battuta,
con l'ironia, con la capacità della divulgazione, si possono affrontare temi molto molto importanti. Questo è una cosa che a noi piace e certo magari non eravamo capacissimi di realizzarlo, allora cosa facciamo? Chi è che divulga meglio di chiunque altro? Barbara Gallavotti. E quindi hai fatto bene a citarla, anche perché tra poco arriva sul palco, Tra poco Barbara arriva. E allora il volumetto, il nostro lasciapassare di questi 3 giorni, racchiude in realtà uno sforzo grande, ma il tentativo di creare un dialogo aperto con tutti, cittadini di tutte le età, perché ce n'è veramente per tutti, Marco. C'è, a parte stamattina ci sono altri 4 eventi, sono workshop, relatori, esperti, non solo università, però ci sono le vetrine, i laboratori, si può toccare, vedere, sperimentare e capire bene, come diceva il rettore Montanari, che cosa la scienza e la conoscenza può portare di beneficio sociale. Ecco, in un momento in cui sprechiamo tutto, anche la pace, ecco, evitiamo di sprecare il nostro tempo e magari, come dire, utilizziamo per collegare le nostre menti. Questa è la nostra idea e quindi credo che questo sia uno dei come dire, ruoli fondamentali dell'università. Tanto più un'università come la nostra che gode di essere in un ambito, una città, una regione che è molto favorevole a questo. E quindi ringraziamenti anche alla nostra regione, fra l'altro qui oggi rappresentata dal nostro assessore di riferimento. Io lo dico perché insomma, per me è di riferimento da molti anni l'assessore Rosolén, e poi una città che è un palcoscenico ideale, quindi ringrazio e saluto anche l'assessore Pirone del comune. Poi per dire siamo sostenuti anche da una fondazione bancaria, Fondazione Friuli, quindi c'è il vicepresidente che la rappresenta qui oggi. Quindi tutto questo fa sì che istituzioni, e saluto tutte le autorità presenti, in realtà trovano in questo tipo di eventi motivo di mettersi insieme per il bene dei cittadini. Certo. E questo credo che sia una cosa bellissima. Potete fare veramente l'applauso a tutti loro. L'applauso a lei e a tutti assolutamente. Buon festival. Grazie professore, grazie mille davvero, grazie, può pure consegnare il microfono alla nostra collega, grazie mille e noi andiamo avanti, lo citavo prima, adesso il professore, rimaniamo sempre in queste terre, rimaniamo e quindi ascoltiamo in questo caso il delegato della Fondazione Friuli, il professor Guido Nassimbeni, un applauso, benvenuto professore. Il professore Pintone l'aveva già anticipato, aveva già fatto spoiler della sua presenza, quindi insomma già sapevamo che sarebbe arrivato. Benvenuto, grazie mille per essere qua. Prego, la parola a lei. Come già anticipato dal rettore uscente, sono qui a rappresentare orgogliosamente la Fondazione Friuli a fianco dell'università in questa iniziativa e anche in diverse altre iniziative. Questa settimana noi abbiamo rinnovato l'accordo storico tra Fondazione Friuli e Università di Udine, è un accordo storico che ha gli stessi anni della fondazione, del resto non può essere altrimenti perché la missione della fondazione e la missione dell'università in varie direttrici si sovrappongono. Noi lavoriamo su molti fronti, Fondazione Friuli, però mi riesce difficile immaginare un ambito in cui le mission delle due istituzioni si sovrappongono e si danno significato come questo del Festival dei Collegamenti. Come abbiamo spiegato in precedenza, con il Festival Collegamenti l'università si apre, si collega, contamina un territorio. E non riesco a immaginare una platea più significativa di questa, i ragazzi delle superiori, ragazzi che tra poco faranno una scelta universitaria, e credo il contatto con l'università, con i saperi, con i laboratori può ispirare delle scelte consapevoli. Noi abbiamo bisogno di giovani che abbiano la voglia di esplorare, il coraggio di immaginare, costruire e poi abitare un mondo più solido, più sostenibile. Buon convegno, buona rassegna a tutti. Grazie. Grazie professore, può pure consegnare il microfono, grazie mille professore. Anche perché tra poco i super ospiti, i super nomi che ha citato il professore Pintone arrivano, arrivano. Ascoltiamo intanto, visto che abbiamo parlato tante volte di cultura, no? Saper abitare
è strettamente correlato anche al tema della cultura e quindi noi ascoltiamo in questo caso l'assessore alla cultura del Comune di Udine, il professor Federico Pirone. Un applauso e benvenuto. C'è bisogno di cultura, di tanta cultura in questo momento storico, quindi insomma le parole che stiamo per ascoltare sicuramente sono molto importanti. Benvenuto Assessore, grazie. C'è bisogno di cultura, no, in questo momento storico, insomma la sua presenza è importante. Grazie, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Io credo che la cultura, il sapere, l'educazione siano delle leve fondamentali per poter fare la differenza. Lo diceva già il rettore Angelo Montanari, che saluto e ringrazio e a cui auguriamo buon lavoro, così come ringrazio qui Roberto Pinton che ha da poco concluso. Vogliamo fare un applauso sia al rettore uscente, giustamente per augurare buon lavoro e ringraziare invece chi ha svolto il lavoro finora, ha fatto bene a ricordarlo. Ecco, in un momento in cui c'è tanto elogio dell'incompetenza, l'elogio dell'ignoranza, riaffermare l'importanza del sapere, della cultura, dell'educazione è indispensabile per fare la differenza. Siamo in un mondo e in una contemporaneità molto complessa in cui credo dobbiamo riaffermare il principio della democrazia, il principio del rispetto dei diritti delle persone. Dobbiamo lavorare per costruire ponti, dialoghi, collegamenti, percorsi positivi. Ecco, credo che l'università e la città sono da sempre al fianco per poter rendere il nostro Friuli un luogo migliore, un luogo attrattivo, un luogo competitivo, un luogo sostenibile, un luogo di pace. Anche questo festival ne è la dimostrazione, quindi grazie a tutta la comunità accademica, grazie agli studenti che sono qua alle scuole, perché come dire, è un testimone anche che vi viene consegnato per poter continuare a fare le differenze e costruire un futuro diverso da quello che purtroppo stiamo vivendo. Grazie. Grazie Assessore, può pure consegnare il gelato là. Grazie Assessore. E allora, visto che Collegamenti è il festival culturale, no, dell'Università di Udine, arriviamo all'università, aggiungiamo un altro pezzo al nostro racconto di oggi, perché è importante toccare anche il tema educativo, perché poi insomma capirete, se non lo sapete già, che veramente la cultura, l'educazione, lo studio sono importantissimi, saranno uno strumento importante quando diventerete adulti, questo ve lo garantisco, e quindi noi ascoltiamo l'assessore regionale all'università, la dottoressa Alessia Rosolén. Benvenuta. Un applauso forte, forte. Non sento più gli applausi. Meglio. Mi dovete sostenere. È una mattinata intensa, mi dovete sostenere con gli applausi. Benvenuto Assessore, grazie mille. A lei. Grazie. Prego, la parola a lei. No, ma io sarò brevissima. Inizio dicendo ai ragazzi, ai docenti, alle scuole, che fondamentalmente tutto questo è per voi, è l'università che esce da quelli che sono i suoi confini, ma è l'università che si mette a disposizione del territorio. Io vorrei che tutti i posti fossero posti per giovani, fossero posti dove si alimentano la conoscenza, dove si alimenta il pensiero, dove si alimenta la coscienza critica, dove si raccontano tutti gli aspetti e dove si è capaci poi di interpretare. Da due cose dobbiamo uscire. La prima dall'idea che il mondo è globalizzato e dall'idea che in realtà le radici, l'appartenenza, il nostro senso di appartenenza significano molto nella formazione della nostra cultura e della nostra identità. E la seconda, e si collega ovviamente a Collegamenti, dall'idea che tutto passa solo ed esclusivamente attraverso le discipline STEM. Il pensiero è alimentato dalla conoscenza e il pensiero è sicuramente anche disciplina STEM, ma qualcosa che ha bisogno di substrati forti, di conoscenza del mondo in cui si vive, di conoscenza del proprio territorio, di orgoglio per la propria cultura. Io ringrazio il rettore Pinton e ringrazio il nuovo magnifico rettore, il professor Montanari, e ringrazio tutti i collaboratori, ringrazio chi ha inventato tutto questo,
perché uscire dai confini, e i confini sono solitamente dei muri, uscire da qualsiasi confine ognuno di noi abbia o gli sia imposto è fondamentale per riuscire a comprendere davvero qual è il mondo nel quale viviamo e l'evoluzione che abbiamo. I professori servono a questo. È vero. Grazie mille, Assessore. Può pure consegnare il gelato là? Grazie. L'ha detto a tutti e nessuno l'ha ancora capito. E vabbè, perché viene automatico. Allora, adesso io ve lo dico, sapete che io quando conduco, chi mi segue in televisione, sono estremamente sincero, perciò quello che penso dico, adesso arriva un momento per me molto emozionante, perché sta per salire su questo palco non solo una grandissima professionista, per me e per tutti noi deve essere un onore che lei sia qua, perché lei è una divulgatrice straordinaria, non solo una giornalista scientifica, è la curatrice di questo festival di collegamenti ed è davvero una conduttrice importantissima, perché con il suo programma, che vi invito a recuperare su Rai Play se non l'avete visto, si chiama Quinta Dimensione, prodotto da Rai Cultura, un programma Rai, ecco, lei cerca di raccontarci i tempi come cambiano, l'importanza della scienza, l'importanza del cambiamento. Ecco, lei poi tra l'altro, parentesi, ha avuto il privilegio di lavorare per tantissimi anni con Piero Angela, a cui chiedo un grande applauso, perché Piero Angela rimarrà per sempre con noi. E quindi avete capito che sta per arrivare una persona straordinaria che, oltre a tutto questo, ma un po' meno importante, è anche una mia grandissima amica, e quindi con grande onore vi chiedo un grandissimo applauso per Barbara Gallavotti. Più forte, non vi sento! Grazie. Lo sai che ti voglio bene e la stima è professionale e umana. Grazie. Beh, fantastico farsi introdurre dagli amici. Grazie, è bellissimo essere di nuovo a Udine, grandissimo onore, grandissimo ringraziamento all'università, però io non posso non dire che oggi è una giornata particolare, lo sappiamo, è una giornata di mobilitazione per quello che sta accadendo a Gaza. E allora non posso non iniziare dicendo che oggi, più che mai, questo ci riguarda perché parliamo di cultura, la cultura è quella che ci fa andare avanti, è quella che ci fa star meglio, ma solo se teniamo saldi i valori, che sono la vita umana, i diritti, i valori non negoziabili. Parleremo di città, abbiamo visto, parleremo dell'importanza di avere un tessuto urbano che sia a misura d'uomo, un tessuto urbano dove ci sia uno spazio pubblico. E questo anche si collega con oggi, perché è il contrario di quell'obbrobrio che è stato chiamato Gaza Riviera. Parleremo dell'importanza di avere un rapporto fra città e natura solido. E oggi in tutti i teatri di guerra, quelli che ci sono più vicini, parliamo di ecocidio, perché vuol dire che si sta totalmente spezzando il rapporto fra la città e il territorio. Vuol dire che in quei luoghi nessuno potrà più vivere per molti anni, perché sono comunque luoghi intossicati. Parliamo dell'importanza di avere nelle città dei luoghi del cuore, dei luoghi di riferimento, dei luoghi storici, ma nei teatri di guerra oggi si stanno distruggendo le nostre eredità culturali, gli edifici simbolo. E poi parliamo di andare sulla Luna, su Marte, però noi partiamo dalla Terra e non vogliamo partire da un cumulo di macerie. E allora ecco che in questi giorni noi parleremo dell'importanza di costruire il futuro che vogliamo, consapevoli che non ce l'abbiamo garantito, consapevoli che se non ci impegniamo tutti, mettendo in collegamento le nostre menti, discutendo insieme quali sono i valori non negoziabili e come vogliamo che sia il nostro futuro, beh, allora non arriveremo al futuro che vogliamo, perché questo è il momento in cui tutto ci riguarda, perché noi dobbiamo esprimerci sul futuro che vogliamo. Gli anglosassoni, quando si parla di scienza e tecnologia, parlano di cittadinanza scientifica. Vuol dire essere in grado di esprimersi in maniera consapevole sui temi che riguardano scienza e tecnologia. Per esprimersi in maniera consapevole sui temi che riguardano scienza e tecnologia, come su qualsiasi altro tema, bisogna conoscere i fatti. Questi incontri servono a conoscere i fatti per farci avere una posizione da cittadini.
E per conoscere i fatti abbiamo bisogno di professionisti importanti come te. E quindi come te. vi voglio un grandissimo applauso da parte vostra per Barbara Gallavotti, che è anche, tra le 1000 cose che ho detto, curatrice di questo festival. Quindi, insomma, grazie davvero Barbara, grazie davvero. Grazie mille per le tue parole importantissime. Riconsegno in questo caso il microfono e adesso noi andiamo avanti e ascoltiamo e facciamo anche un po' di domande per capire un po' di cose in più. Sarà un po' un botta e risposta molto interessante, ve lo prometto, con il direttore della Scuola Superiore dell'Università di Udine. Un grande applauso per il professore Alberto Policriti. Più forte, non sento. Va bene, dai, va bene, questa volta lo accetto. Grazie mille professore. Grazie. Grazie per essere qua. Allora, mi sono segnato un po' di cose, partendo anche dal senso del festival, no? E ci può dire, innanzitutto, anche per far capire a tutti, no? Il suo lavoro, dove lei lavora, la sua realtà, cos'è la scuola superiore e anche la visione di collegamenti come guida, anche proprio la progettazione dell'attività della scuola superiore, anche gli obiettivi che avete. Ci può fare un po' il riassunto appunto della scuola superiore? Molto volentieri, sì, grazie. Allora, la scuola superiore è una parte dell'Università di Udine, è all'interno dell'università ed è costruita, disegnata sul modello della scuola normale di Pisa, che probabilmente avete sentito nominare. Offre agli allievi la possibilità di fare due cose, cioè di aggiungere al problema di seguire l'università, il loro corso di studio, anche il problema di riuscire a rimanere nella scuola superiore. Quindi, da un punto di vista negativo, se volete, aggiunge problemi ai problemi, però insomma restituisce anche qualcosa, e restituisce qualcosa in termini, da un certo punto di vista, pratici, ma in senso molto più ampio e molto più importante anche da un punto di vista umano. Non si paga l'affitto, si vive in un bellissimo palazzo gratuitamente, non si pagano le tasse universitarie, si entra per concorso, però poi si vive l'esperienza universitaria in una rete che è costituita da un gruppo di allievi, che sono quelli che sono entrati nell'anno in cui si entra, ma insieme anche agli altri entrati negli anni precedenti, che effettivamente generano un ambiente nel quale l'esperienza universitaria diventa fantastica. E questo non lo dico io, ma lo dicono gli allievi che l'hanno vissuta e che hanno avuto l'opportunità di, insomma, interagire fra loro e di interagire con le altre scuole della rete che adesso si è generata anche a livello italiano. Insomma, la scuola superiore è una sorta di fiore all'occhiello, lasciatemelo dire, dell'Università di Udine. Lo posso dire tranquillamente perché io ho finito con quest'anno, non sarò più il direttore, ho fatto il mio dovere, qualcun altro lo farà al posto mio adesso, ma il futuro della scuola è un pochettino anche il futuro della rete che siamo riusciti a costruire, e questo, in questo senso, è proprio nello spirito del... È importantissimo. Tra l'altro mi viene in mente una domanda, no, che riguarda anche un po' la scienza, perché oggi parleremo molto di scienza, no, anche di divulgazione eccetera. Vorrei parlare un secondo con lei di ricerca, perché ragazzi, i nostri ricercatori svolgono un ruolo e un lavoro importantissimo, molte volte anche poco raccontato, anche da noi giornalisti, lo ammetto, no? Molte volte i media raccontano poco, no, professore, l'importanza della ricerca. Ci può far capire bene l'importanza della ricerca? Beh, intanto ne approfitto per... A pagina 20 di questo libretto ci sono 4 colonne di ricercatori, 4 colonne molto dense, di ricercatori che sono la vera anima del festival che oggi effettivamente stiamo ad applaudire. Ovviamente grazie a Barbara Gallavotti, al resto dell'organizzazione, a Elisabetta Scartoni, stava partendo l'applauso, ci stava l'applauso, però per farlo partire, ci sta. Ringraziamo loro. Assolutamente. Ringraziamo i ricercatori che hanno deciso di mettersi in gioco, di parlare, insomma, cercando di trovare anche il linguaggio giusto per farsi capire. Sì. E su questo, tornando al problema non banale, insomma, del farsi capire, del garantire al proprio lavoro, anche quando si tratta di lavoro di ricerca, una qualche comprensibilità, insomma,
a me piace ricordare il fatto che tutti i professori sanno benissimo che una cosa la si è capita quando la si sa spiegare. Se non la si sa spiegare probabilmente non la si è capita, ma se la si è capita a fondo la si sa spiegare a chiunque. Quindi fare ricerca è un'altra faccia del aver capito le cose. Questo dal punto di vista della crescita, delle cose che si insegnano all'università, è uno degli aspetti che secondo me è più fondamentale proprio nel senso vero del termine. No, è importantissimo, assolutamente. Ultimo tema che voglio toccare con lei, perché anche questo è importantissimo, riguarda il coinvolgimento dei cittadini. Come si possono rendere le persone partecipi di questo processo che insomma no, è cruciale, è fondamentale? Lei che suggerimenti, che consigli ci può dare in questo senso? Beh, io do i consigli che vedo si applicano all'interno della scuola superiore. Noi abbiamo alla scuola superiore 2 aree, quella scientifica e quella umanistica. Ed è incredibile quanto gli studenti di una delle 2 aree parlino con quelli dell'altra. Mi piace citare un nostro ex allievo, Antonio Galetta si chiama, che ha terminato 2 anni fa da noi e che ha vinto quest'anno il premio Campiello Giovani, è uno scrittore. Ecco, Importantissimo. Un premio importantissimo tra l'altro, sì. Quando parlando con lui cercavo di capire insomma da dove aveva preso gli spunti per il suo lavoro, per cercare di insomma capire qual era stata la sua traiettoria, lui mi diceva che la scuola, il rapporto proprio con i suoi colleghi che seguivano discipline completamente diverse dalla sua, è stato il modo per essere in qualche modo originale, per avere, a voi giovani verrà chiesto per tutta la vita di essere originali. Ecco, per essere originali bisogna stabilire contatti, parlare con gli altri, parlare con chi studia cose diverse dalle tue e cercare di ottenere da questa rete gli stimoli giusti per arrivare a dire qualche cosa che, insomma, oltre ad essere comprensibile sia anche nuova. E non è poco. Grazie professore. Grazie a te. Grazie mille. Grazie davvero. Vedi, il microfono vedi, precisissimo l'ha consegnato. Allora, tra l'altro, ovviamente postate questa mattinata sui social, taggate l'università, taggate me, insomma facciamo arrivare al mondo ovviamente questa nostra mattinata insieme, questo festival, così facciamo sapere a tutti di collegamenti, delle cose belle che stanno accadendo questa mattina. Quindi insomma postate nelle varie storie, taggateci e tutto quanto, anche perché adesso sta per arrivare la superstar, il super ospite della mattinata. E l'applauso ci sta, fatemelo sentire, assolutamente. E quindi io direi, siete pronti? Non sento, se no, sapete perché? Se no gli dico di andare a casa, non gli dico di salire sul palco. Lo faccio salire? Siete pronti? E quindi sta per arrivare non solo, perché ha un po' di cose scritte, un bravissimo divulgatore scientifico italiano, molto seguito su tutti i social media, voi che li usate molto, sapete bene insomma di cosa sto parlando. Quando ieri sera ci siamo incontrati, lui mi ha detto: Marco, non chiamarmi astrofisico, lui dice chiamami astrocoso. Adesso non so perché, ce lo deve spiegare lui, l'avete visto in tanti programmi anche Rai, quindi insomma io che sono un conduttore Rai lo posso chiamare collega, e quindi vi chiedo non un applauso ma un boato per, siete pronti? 3, 2, 1, Luca Perri! No, conquista il centro, prenditi l'applauso. Continuate. Luca Perri a collegamenti. Buongiorno. Io ringrazio Marco che vive di entusiasmo, ma nel suo lavoro dovrebbe sapere che non si alza mai l'asticella delle aspettative, però grazie. No, ti ho fatto fare un ingresso da rockstar, sì, diciamo. Sì, certo. Sei un po' rockstar. Sì, noi astrocosi, proprio una vita sociale piena di ma è boati. Bello anche questo, un po' questa tua introspezione, bella, piace anche quello. Si chiama disagio sociale, sì. Questa è ma secondo me ce l'avete anche un po' voi il disagio sociale di Luca, vero? Vedi, sì, anche gli adulti sia i giovani. Allora, tu oggi ci porti, perché preparatevi, adesso Luca ci farà fare, io ho visto prima in anteprima le slide, un viaggio nello spazio, andremo sui pianeti, insomma accadranno tantissime cose e quindi io non vedo l'ora di ascoltare Luca Perri!
Grazie mille Marco. Allora, io scusate sto un attimo qua così posso vedere lì cosa viene proiettato perché ho un'età e se no se mi giro ogni volta perdo il collo. E io dicevo sono un astrocoso perché sarei un astrofisico, ma non so se lo sapete, probabilmente no, perché voi magari una vita sociale l'avete, ma per lungo tempo c'è stata una discussione, applauso alla vostra vita sociale, per lungo tempo astronomi e astrofisici hanno bisticciato, hanno battibeccato perché storicamente parlando facevano due cose diverse, ma oggi facciamo la stessa cosa, quindi io dico che sono un astrocoso così evitiamo le definizioni. Basta che non mi chiamiate astrologo. Ora, cerchiamo di parlare di spazio, si parla di città, di come abitiamo e abiteremo le nostre città, i nostri spazi umani, ma perché allora ha senso guardare le città del futuro e dove vivremo nel futuro? Per due ragioni, in realtà per più ragioni, però ve ne dico un paio. La prima è che noi viviamo in un'epoca che tra le altre cose ha un'impronta che è quella che magari avete sentito nominare della cosiddetta space economy, che è questo termine di cui ci si riempie tanto la bocca, ma cosa vuol dire in soldoni space economy? Vuol dire che la nostra civiltà, la nostra società, nonostante non ci sembri così, è sempre più legata allo spazio. Noi viviamo un periodo storico in cui buona parte delle tecnologie che ci circondano, direi la metà a spanne, compresa quella che abbiamo tutti in tasca, deriva dallo spazio. Noi abbiamo creato il telefono, il cellulare, con una tecnologia che derivava da quella per cui gli astronauti dovevano parlare dalla Luna alla Terra, quindi veramente la tecnologia ci circonda, la tecnologia spaziale ci circonda, e voi ogni volta che banalmente aprite un Google Maps state usando satelliti, ma ogni volta che mangiate qualcosa che è stato coltivato con la nuova agricoltura, la cosiddetta agricoltura 4.0, che ha i mezzi agricoli comandati via satellite, voi state usando i satelliti, non ne parliamo quando usate le app del meteo, non ne parliamo quando arrivano i monitoraggi degli eventi meteorologici estremi, insomma noi utilizziamo di continuo lo spazio anche se non ce ne rendiamo conto, e al momento lo spazio, il settore dello spazio viene valutato in circa 480 miliardi di dollari nel mondo come valore, ma si parla da qua a 10-15 anni di arrivare a 1.000 miliardi, 3.000 miliardi di valore, il che vuol dire che quando voi sarete nel mondo del lavoro, voi sarete in piena space economy, voi anche se non lavorerete direttamente sui satelliti, voi sarete space economy. E quindi questo forse ci deve dare uno sguardo che appunto abbracci anche l'idea dell'esplorazione spaziale, perché lì andremo a finire tutti come società. Però questo bello, ma fino a un certo punto. Secondo me la cosa più interessante del guardare come vivremo nello spazio deriva da un'altra cosa, ed è un po' in collegamento, se vogliamo, con la fantascienza. La fantascienza spesso è stata usata per vedere la società di oggi con degli occhi, diciamo, un po' più esterni, con uno sguardo un po' più distante, e quindi analizzare le storture della società di oggi applicandole a una società fittizia. Questo nella fantascienza viene fatto spesso e volentieri, e la scienza in realtà fa un qualcosa di simile. Quando noi cerchiamo di espandere i nostri orizzonti e di guardare lontano, spesso partiamo dall'analisi della nostra società. Faccio solo un esempio. Noi abbiamo mandato nello spazio delle sonde che contenevano 2 dischi d'oro, cioè 2 sonde che contenevano 2 dischi d'oro, erano le sonde Voyager, funzionano tuttora, le abbiamo spedite nel 77, quindi stanno andando avanti da un bel po' di tempo, e queste sonde appunto avevano un disco d'oro su cui noi abbiamo riversato noi stessi, cioè noi abbiamo detto a future civiltà aliene che recupereranno la sonda, non la recupereranno mai, ma facciamo finta, nel senso che passerà vicino alla prossima stella fra 40.000 anni, quindi se anche trovano la sonda che dice come siamo fatti noi oggi, non dirà né se ci saremo fra 40.000 anni, né come saremo fra 40.000 anni, però noi lì dentro abbiamo narrato
come siamo fatti, come è fatta la nostra società, come è fatto il nostro linguaggio, un sacco di cose, ma se ci facciamo caso abbiamo narrato solo le cose migliori di noi, non abbiamo messo le guerre, abbiamo messo l'amicizia, la collaborazione e i collegamenti, non abbiamo messo tutto ciò di cui ci vergogniamo. Perché? Perché ci rendiamo perfettamente conto che non è la direzione in cui dovremmo andare. E quindi ecco, quando noi pensiamo alle città del futuro e come vivremo nel futuro, pensiamo alle sfide che dovremo affrontare, ma fra le sfide non c'è mai il fattore umano. Il fattore umano viene dato per scontato che noi collaboreremo per vivere nello spazio. Non so se sarà vera questa cosa, però diciamo che parlare delle città del futuro ci aiuta a focalizzarci su ciò che dovremmo davvero tenere a mente, non su ciò che ci mettiamo, diciamo, di mezzo e i bastoni fra le ruote che ci mettiamo da soli come specie. E quindi questo è un esperimento interessante da fare. Ora, per farlo bisogna che io vi dia un avviso. Io sono un pessimista cosmico, cioè se tendenzialmente devo prevedere il futuro, io parto pessimista, così posso avere solo belle sorprese. Ora, in più sono un fisico, i fisici e in particolare gli astrofisici sono fra le persone più fastidiose esistenti sulla faccia della Terra. In una scala di spiacevolezza delle cose che vi possono succedere nella vita, parlare con un astrocoso è molto molto in alto. Al primo posto per un fisico c'è essere chiamato ingegnere, saluto gli ingegneri in sala, però subito dopo, anche per un fisico c'è parlare con un astrocoso. Perché? Perché noi smontiamo ogni possibilità di sogno. Infatti un mio collega, anche lui astrocoso ma non astrofisico di formazione, si chiama Adrian Fartade, magari lo avete seguito da qualche parte. Adrian è una persona super ottimista, quando lui parla del futuro dell'esplorazione spaziale lo vede così, ok? Quando io parlo del futuro dell'esplorazione spaziale, lo vedo così, quindi partiamo da presupposti diversi. Bellissimo. Ora, quindi tenete presente questa cosa, io parlerò con uno sguardo tendenzialmente pessimista, ma cercherò di tenermi le cose peggiori per me. Fatto sta che noi abbiamo un obiettivo, si è parlato prima, sono stati nominate le nostre future città quando andremo ad abitare sulla Luna e poi più avanti su Marte. Perfetto, ma da dove stiamo partendo? Qual è il nostro modo al momento di abitare lo spazio? Perché non so se lo sapete, ma l'umanità da oltre oramai quasi 25 anni in realtà, perché dal 2 novembre del 2000, quindi stiamo per arrivare ai 25 anni, l'umanità non vive più tutta assieme sulla superficie terrestre. Noi abbiamo tecnicamente smesso di essere una società terrestre nel 2 di novembre del 2000. Perché? Perché da allora costantemente almeno 2 persone, ma mediamente 6-7, vivono qui sopra, sulla Stazione Spaziale Internazionale. È un progetto costosissimo, enorme, questa cosa è più grande di un campo da calcio, è costosissimo, intendo che fra progettazione, costruzione e manutenzione in questi decenni è costata oltre 150 miliardi di dollari e uno potrebbe dire wow, sono un sacco di soldi che potevamo investire molto meglio. E io potrei far notare che quando gli Stati Uniti erano in guerra in Iraq, un mese di guerra per i soli Stati Uniti costava 1/5 della ISS per decenni, vuol dire che con 5 mesi di guerra ci abbiamo fatto decenni di Stazione Spaziale Internazionale. Però perché è meglio nella mia testa fare la Stazione Spaziale Internazionale? Beh, per ovvie ragioni, cioè nel senso sono un astrocoso, quindi mi piace lo spazio, ma in generale faccio presente che quello è un laboratorio in cui praticamente tutto il mondo, tranne la Cina, ma non per scelta sua, per scelta degli Stati Uniti, tutto il mondo, anche nazioni in guerra fra loro, lì devono collaborare. Quello è un laboratorio di pace che cerca di spostare la nostra conoscenza più avanti. Secondo me vale il prezzo del biglietto. E quella stazione spaziale è stata costruita diversi anni fa, dal 98 in avanti, con gli Space Shuttle, queste specie di aereoni che andavano su e montavano dei pezzi tipo enorme puzzle 3D nello spazio. Poi a un certo punto abbiamo smesso di usarli perché purtroppo ne sono esplosi un paio e ogni shuttle esploso erano 7 morti, quindi diciamo che non è stata una gran cosa. E da allora abbiamo usato le Soyuz. Le Soyuz sono delle navi russe
che vanno avanti da 60 anni, sono diversamente comode, diversamente sicure, però funzionano ancora, ma durante la pandemia è nata una nuova navetta che forse avrete sentito nominare, la Crew Dragon della SpaceX. La SpaceX è l'azienda di Elon Musk l'avete sentito nominare di sicuro, e lui con la sua azienda ha prodotto un nuovo modo per andare nello spazio e abitare lo spazio. E anche in questa navetta voi ci potete vivere, cioè alle volte la stazione spaziale ha finito i letti e quindi aggiungono camere all'albergo spaziale con questa navetta, e quindi c'è chi ci vive dentro. C'era in teoria un'altra navetta che doveva essere costruita in questo periodo storico, è la Boeing Starliner. La Boeing Starliner ha avuto una serie di problemi, doveva partire all'inizio nel 2015, poi col cavolo che nel 2015 ci arriviamo, allora il primo volo parte nel 2019 e parte senza equipaggio e deve andare sulla Stazione Spaziale Internazionale, la ISS viene chiamata la Stazione Spaziale Internazionale, quindi deve andare verso la ISS e manca la ISS, che è un problema, cioè se ci mettete persone sopra e mancate la destinazione è un problema. Quindi si decide di sistemare tutto, il secondo volo è praticamente 3 anni dopo, il 19 maggio del 2022, e anche qui ha dei problemi, ma alla Boeing dicono no, funziona sufficientemente bene, mettiamoci sopra le persone. Solo che questo volo viene rimandato di volta in volta. Quelle che vi sto mostrando sono tutti rimandi differenti, non sono la stessa notizia data da testate differenti, quindi viene rinviato finché il 5 giugno del 2024 finalmente questi partono, 2 persone verso la Stazione Spaziale Internazionale, devono rimanere 8 giorni a bordo, è partito quindi un annetto e qualcosa fa, 8 giorni a bordo devono rimanere, rimarranno 9 mesi perché la navetta ha dei problemi di ogni tipo. Quindi risultato attuale dell'esplorazione spaziale, siamo sulla ISS da 25 anni quasi, quindi bene, dovevamo avere delle navette che però stanno avendo dei problemi e in tutto questo la stazione sta invecchiando, quindi bisogna guardare oltre. Sono arrivati i privati, cioè le aziende private che vanno nello spazio, Musk con la SpaceX, una che vi ho citato, ma c'è anche Jeff Bezos che manda, Jeff Bezos quello di Amazon, ex capo di Amazon, uno degli uomini più ricchi del mondo, fanno a gara con Musk, non solo coi razzi ma anche a chi è più ricco del mondo. Ecco, Jeff Bezos ha costruito la sua Blue Origin per portare persone nello spazio come turisti e ha fatto il primo viaggio. Era un equipaggio interessante, c'era Jeff Bezos, il capo, suo fratello che è il tizio che gli gestisce il marketing, poi un 18enne al quale il babbo ha pagato 20 milioni di dollari di regalo di 18 anni, e poi Wally Funk. Wally Funk è stata una cosa che a me ha scaldato un po' il cuore, nonostante io sia un essere spregevole, perché Wally Funk era una donna che era stata selezionata negli anni 60 assieme ad altre 12 come potenziale donna che poteva andare nello spazio, ma all'epoca la NASA disse non ci interessa mandare donne nello spazio. Infatti il primo astronauta statunitense nella storia parte nel 61 e tra l'altro era uno scimpanzé, non un essere umano, ma il secondo che era un essere umano anche lui nel 61, la prima donna nello spazio andrà per gli Stati Uniti nell'83, cioè 22 anni dopo, perché alla NASA non gliene fregava niente. E quindi Wally Funk e le altre 12 che vennero chiamate le Mercury 13 non volarono mai. E quindi cosa fa Bezos? Non per la bontà del suo cuore, ma perché è una mossa di marketing, nel primo volo fa volare Wally Funk, e tutti a dire è una mossa di marketing. Quanto gliene fregava a Wally Funk che fosse marketing? Niente, è andata nello spazio, quindi era contenta. Però ci ho detto, Bezos manda gente nello spazio, fra cui sua moglie Katy Perry, non so se avete seguito le polemiche di quest'anno, e sta costruendo ulteriori razzi che ci porteranno sempre più in là nello spazio. Perché sono importanti i razzi? Perché stiamo parlando dei razzi? Perché spostare qualcosa lontano è un casino, costa un sacco. Al momento mandare 1 litro d'acqua nello spazio, e gli astronauti ne devono bere almeno 3 al giorno, e sono 6 persone a bordo almeno, quindi 18 litri d'acqua al giorno. Ecco, 1 litro d'acqua prima dei nuovi razzi costava $22.000, 1 litro d'acqua.
cioè bevete responsabilmente, ma adesso quanto costa? $9.700, si spera $3.000 a breve, comunque fanno $9.000 d'acqua al giorno. Ecco, pensate, costruire roba per vivere e mandarla nello spazio, ecco perché sono importanti i razzi, e il Jeff Bezos sta costruendo questi qua, che sarebbero i secondi più grandi della storia. Il primo che vedete, Saturno 5, è quello che ha mandato le missioni Apollo verso la Luna. E questo razzo New Glenn che lui ha costruito ha fatto anche il primo volo, quindi non siamo davvero messi così male. Cioè sì, alcune navette non le abbiamo, ma abbiamo un sacco di razzi, quindi possiamo guardare lontano, e Jeff Bezos lo sta facendo. Sta già pensando a una stazione spaziale sua privata, principalmente per albergo spaziale, ma ci saranno degli alberghi spaziali in orbita. Ed è un modo di vivere nello spazio che dovremmo iniziare a valutare, perché non è più fantascienza, è un qualcosa su cui si sta lavorando. Ma a proposito di stazioni spaziali, appunto, private o pubbliche, vi ho detto che abbiamo un problema, la ISS sta invecchiando, e tra le altre cose c'è sempre chi è lì per volerla abbattere. Nello specifico, quando è scoppiata la guerra in Ucraina e l'Europa ha messo le sanzioni sulla Russia, il capo della Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, che è lì non per meriti scientifici, è lì perché è amico di Putin, a un certo punto, lui è un politico, quindi ha iniziato a fare proclami politici, che però erano non proprio dei più diplomatici, mettiamola così, cioè lui dice: guardate dove passa la ISS, cioè la Stazione Spaziale Internazionale, orbita sopra la Terra, qui sopra, in questa zona. Guardate quanta poca Russia c'è in questa zona, guardate quanta Europa c'è in questa zona. E i motori che impediscono alla Stazione Spaziale Internazionale di cadere sulla Terra sono russi. Adesso li spegniamo. Questa è stata diciamo, l'idea geniale. Tra l'altro non è vero che sono solo i russi i motori, ma lui stava minacciando cose, però perché gli altri sono statunitensi, quindi potremmo tenerla su con gli statunitensi. Se non fosse che dall'altra parte Musk se ne esce con beh, ma secondo me la stazione è vecchia, potremmo buttarla giù, perché così ne costruisco una nuova io, tendenzialmente questa è l'idea. E quindi come si fa a tenere in vita la Stazione Spaziale Internazionale? Perché finché non abbiamo altro posto in cui vivere nello spazio ci serve. Si cercano diverse cose, e una delle idee è stata: ci giriamo dei film sopra, così ci danno un sacco di soldi per affittare, un po' come se fosse una location da affittare, e qui effettivamente abbiamo avuto già il primo film. I russi l'hanno fatto, il primo film nello spazio. C'è un'attrice che è andata su con il regista e ha sfruttato i cosmonauti russi presenti a bordo per fare altri attori, e hanno girato un film nello spazio che è questo Challenge. È un film orripilante, non vedetelo tanto è inutile, però sappiate che è girato nello spazio, il che ha intristito una persona, perché c'era un attore che aveva deciso che sarebbe stato lui a segnare il grande record di girare delle scene nello spazio. Quest'attore era Tom Cruise. Tom Cruise non l'ha presa bene quando ha visto che appunto non era lui a vincere questa cosa, però Tom Cruise ha detto: ok, ho il piano B, perché c'è un'azienda che si chiama Axiom che sta progettando dei moduli privati da attaccare alla ISS per continuare a mantenerla in vita. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, non so quale sia il vostro rapporto con i cartoni animati, ma Axiom è il nome della navetta in cui in Wall-E si salva l'umanità, quindi da lì credo che sia derivi il nome dell'azienda, e Axiom aveva dichiarato: facciamo noi un volo privato usando la navetta della SpaceX e andiamo a fare una missione privata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Allora Tom Cruise dice: io sarò il primo a volare con la Axiom e a inaugurare una nuova era spaziale. Se non fosse che poi il primo volo della Axiom è partito e a bordo non c'era Tom Cruise. Quindi adesso lui ha rilanciato, ha detto che sarà il primo a girare un film nello spazio in cui un attore fa una passeggiata spaziale. Ve lo dico, è morto. Cioè, se lo fa davvero, lui si impegna in ogni Mission Impossible a morire durante uno stunt. Questa volta ci riuscirà, perché un astronauta mediamente, anche solo per fare una passeggiata spaziale semplice, ci impiega 12 anni di addestramento,
non credo che Tom Cruise abbia 12 anni di addestramento davanti a sé, quindi se lo fa è un uomo morto, però va bene così, ognuno fa le sue scelte. Fatto sta che, cioè, voglio dire, ci ha provato per 8 Mission Impossible. Lei voleva fare l'applauso, ci stava se volevi No, farlo. sì, Fatelo. Sulla voglia di Tom Cruise. Si vergogna di aver fatto l'applauso. Se lo sentivi era giusto farlo. Sì, se volete dare un... No, Luca, devi assecondare le tue emozioni. Volevi fare Certo. l'applauso? Dovevi farlo. Ti hanno Sì. aiutato loro a farlo. Assecondate le vostre emozioni se ne avete, se invece siete come Se sottoscritto. non ne avete, tipo Luca Perri, potete Esatto. anche non assecondarle. Esatto. Ma dicevamo che noi stiamo puntando alla Luna, stiamo puntando a tornare stabilmente sulla superficie lunare per viverci stavolta, perché detto fra noi, quando ci siamo andati con le missioni lunari Apollo, e ci siamo andati prima che qualcuno arrivi, ma ci siamo andati davvero, vi dico solo una cosa, secondo voi, se voi foste in una gara a due e perdeste e aveste il dubbio che l'altro ha imbrogliato, cosa fareste? Lo direste al mondo. E secondo voi i russi, i sovietici all'epoca, che spiavano col KGB qualunque cosa degli statunitensi, compresi i turni per andare al bagno, non si sono mai accorti in oltre 50 anni che gli statunitensi non sono davvero andati sulla Luna e se lo sono tenuti per sé, se ne sono accorti? Ora, se non hanno dubbi il KGB e i russi, perché deve avere dubbi Vincenzo 76? È una cosa interessante, ma l'analizzeremo un'altra volta. Quindi, quando noi siamo andati però nello spazio e sulla Luna con la corsa allo spazio e le missioni Apollo, erano toccata e fuga, cioè noi arrivavamo, piantavamo la bandiera, raccoglievamo 4 sassi e ce ne andavamo via. Niente di più. E quindi al massimo siamo stati 3 giorni sulla superficie lunare. Noi adesso vogliamo tornare definitivamente con le missioni Artemis, Artemide, sorella di Apollo, ecco perché il nome, e noi vorremmo fare una serie di cose che sono ovviamente fare il primo volo umano attorno alla Luna, poi andare a creare delle missioni di supporto, cioè mandare materiale sulla superficie e poi farci arrivare le persone e abitare, costruire delle abitazioni sulla Luna per rimanerci in maniera stabile. Tutto molto bello, se non che io qua vi ho nascosto le tempistiche che erano state previste, perché si prevedeva di farlo fra il 2020 e il 2024. Domanda: chi ha sentito parlare di astronauti che in questo momento vivono sulla Luna? Nessuno. Perché? Perché siamo in ritardo. Ora, in realtà siamo in ritardo, ma non troppo per colpa nostra, è che a stabilire il 2024 era stato un signore, tale Donald Trump, che è stato eletto la prima volta per il primo mandato statunitense, che finiva, era dal 2016 al 2020. Lui si è fatto i conti e ha detto: di solito i presidenti nella storia degli Stati Uniti vengono rieletti per un secondo mandato. Quasi tutti, sono in pochi che non ce la fanno. Quindi io avrò il secondo mandato fra il 20 e il 24. E quale modo migliore di festeggiare la fine del mio mandato se non mandando gli astronauti di nuovo sulla Luna? E quindi Trump fa una conferenza pubblica e a un certo punto dichiara: torneremo sulla Luna entro il 2024, solo che non aveva avvisato la NASA di questa cosa, e quindi NASA panico totale perché erano in ritardo, ma ci provano. La cosa divertente qual è? È che poi ci sono stati i ritardi. Trump non è stato rieletto fra il 2020 e il 2024, è stato rieletto però nel 24, finendo nel 28. C'è il rischio che davvero porta astronauti sulla Luna perché ha saltato un mandato. Ma a parte questo, quanto siamo in ritardo su questa scaletta? Beh, un po', perché il primo volo, che era questo qua ed era in generale doveva essere già con persone a bordo, poi non si sono fidati, hanno detto mandiamo prima la capsula da sola, la nuova navicella, a fare un giretto. Artemis 1 doveva partire massimo nel 2020, e invece era in ritardo. Perché? Perché il razzo per mandarla su, che in teoria nella testa degli statunitensi doveva essere un razzo low cost, invece è tipo il progetto più costoso della storia dell'esplorazione spaziale, quindi bravi, ma questo razzo ha avuto una serie di problemi incredibili ed è stato rimandato 280.000 volte, anche perché a un certo punto lo mettevano in rampa di lancio e passava un uragano che lo tirava giù, quindi spiacevole. E a parte questi problemi di meteo anche,
In generale quello che è successo è che è continuato a slittare per più di 2 anni fino a quando finalmente 16 di novembre del 2022 siamo riusciti a lanciarlo. Non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta. Queste sono le immagini del decollo dell'epoca e questo razzo enorme, cioè pensate 100 piani, 100 metri, sono 30 piani di un palazzo che decolla. Ecco, questa roba qui aveva in cima una capsula che sarà un nuovo modulo abitativo per gli astronauti, quindi sarà una casetta per gli astronauti, e questa capsula, che è questa qua, si chiama Orion, ha fatto un giro attorno alla Luna scattandosi dei selfie. Questi sono dei selfie che si è scattata. Tra l'altro non so quanto voi siate appassionati di tecnologia, ma questa è una GoPro 4. Quando sono partiti c'era già la GoPro tipo 11 o 12, ma perché non hanno usato quella? Beh, perché in realtà per renderla utile per funzionare nello spazio ci vogliono anni di lavoro, e poi loro dovevano partire molto prima all'inizio, quindi hanno preparato la GoPro 4, poi hanno ritardato di anni e non è che rifanno tutto da capo, tengono la GoPro 4. Ora, questa Orion ha fatto questo giro tutto buffo dalla Terra alla Luna, ha girato in senso contrario rispetto a quello che facevano le navette Apollo, perché bisogna provare traiettorie nuove, si è spinta più lontana dalla Terra più di qualunque altra cosa avevamo mandato per gli umani, perché in realtà per le sonde le abbiamo mandate anche molto più lontane, ha fatto un sacco di giri e se n'è tornata verso la Terra, ma non prima di aver mostrato ad altissima definizione dei pezzi di Luna. Questo è la superficie lunare, questi sono posti che noi andremo ad abitare in teoria nella nostra zona, quindi quelli saranno i paesaggi delle future città umane, e li stava mappando per questo la Orion. Questi sono proprio crateri che noi vorremmo andare ad abitare. Insomma, non proprio il posto più verde e idilliaco che mi venga in mente, però ha un suo fascino, diciamo. E vado avanti perché sennò il video dura un quarto d'ora. Orion poi è ritornata verso la Terra, questa è lei che si fa il selfie con la Terra ed è ammarrata nell'oceano. Tutto bello, se non che questa capsula era piena di sensori, perché dovevano verificare che tutto funzionasse correttamente, e alcuni di questi numerelli registrati dai sensori erano un po' sfasati rispetto alle attese. Risultato, si ritarda tutto il programma, perché prima di metterci delle persone sopra voglio essere sicuro. E quindi si dice, ok, Artemis 2, cioè la prima con delle persone a bordo, 4 persone a bordo, che farà un giro attorno alla Luna, non scenderà sulla superficie, ma abiterà lo spazio attorno alla Luna. Ecco, questa missione partirà a novembre 2024. Poi si dice, facciamo che ritardiamo un attimo, sì, si stanno addestrando gli astronauti, questi non sono davvero gli astronauti, sono dei cartonati, ma questa è davvero la capsula dell'addestramento, ho avuto la fortuna di poterla vedere, e poi mi faceva molto ridere i cartonati messi pronti. Quindi si dice, ok, ritardiamo un attimino ancora rispetto a novembre 2024, ma sì dai, facciamo settembre 2025, quindi uno dice, allora sono partiti? Ovviamente no, perché hanno detto facciamo dicembre 2025, ma poi no, facciamo aprile 26, vediamo, in teoria la data attuale è fra febbraio e aprile del 2026, però vuol dire che a brevissimo, se ve lo ricordate, potreste seguire un lancio di gente che va a abitare attorno alla Luna per un po'. Ma in tutto questo ci sono i cinesi. I cinesi avevano detto loro devono farsi il programma spaziale a parte perché per legge non possono collaborare con gli statunitensi, per legge statunitense. E quindi cosa fanno i cinesi? Dicono, bah, noi per i fatti nostri ci andiamo entro il 2030. Poi vedono che gli americani arrancano e quindi i cinesi iniziano a dire forse facciamo 2029. Ma sai che forse facciamo 2028? Quindi alla fine quello che succede è che si sta creando una nuova corsa per andare ad abitare sulla Luna. Perché? Perché si sono accorti che i posti migliori per andare a vivere, in particolare quelli in cui c'è l'acqua, potrebbe servire l'acqua agli astronauti che ci devono vivere, sono pochissimi. E quindi se voi guardate al momento le mappe stabilite per piantare le loro abitazioni dagli Stati Uniti, dai giapponesi che collaborano con gli Stati Uniti, dagli europei che collaboriamo con gli Stati Uniti e dai cinesi, sono tutti in un quadratino di Luna grosso così. Quindi andranno
a bisticciare, detto fra noi, sulla Luna per chi ha la villetta più bella. Però il punto qual è? È che in teoria la speranza è che si vada a collaborare, dovendo vivere in un ambiente difficile, si vada a creare una città condivisa. Non ci credo nemmeno se lo vedo, ma questa è l'idea. Ma se... Un applauso al pessimismo. Ma se dobbiamo andare a costruire città, sarebbe comodo avere degli autogrill durante la strada, in particolare una grande stazione spaziale che giri attorno alla Luna. Questa cosa si chiama Lunar Gateway e in teoria il progetto prevede una grossissima partecipazione dell'Europa e dell'Italia per costruire questa cosa. I moduli in teoria li stiamo costruendo in Italia. C'è anche qui una cosa divertente, che la stima era 2024-2028, cioè, neanche lontanamente, siamo in ritardissimo ovviamente, però i moduli appunto li stiamo costruendo, se non fosse che al momento quello che aveva stabilito che si tornava sulla Luna entro il 2024, Donald, ha stabilito anche che bisognava tagliare del 24%, quindi un quarto il budget della NASA. Quindi questa cosa potrebbe portare alla cancellazione del Lunar Gateway, il che è un problema perché non sappiamo arrivare direttamente dalla Terra alla Luna, cioè sì, lo sappiamo fare, ma non nella maniera più efficiente, e quindi non sappiamo come fare. Tra le altre cose, se anche dovessimo mandare solo un mini albergo attorno alla Luna, poi bisogna trovare il modo di far scendere le persone dall'albergo alla superficie, tipo ascensore, e anche qui disastro perché non sanno ancora come farlo. Ci sono state diverse proposte e quindi la SpaceX ha vinto un appalto per questa cosa qua. Detto fra noi, è l'idea peggiore di tutte perché è una roba altissima, quindi baricentro alto con una base piccola, e se qua non è perfettamente piatto, e non sarà perfettamente piatto, non so come la faranno a tenere in piedi, però buono per la SpaceX che ha vinto l'appalto. Ovviamente, siccome questa qua invece era un'idea di Bezos si è lamentato dicendo la mia è migliore, però nel dirlo ha cambiato 4 volte l'idea su come costruire la sua, che quindi era partita così ma poi è cambiata. Questo è stato presentato settimana scorsa, è ancora diverso, quindi la sua è migliore ma non sa neanche lui come sarà fatta. Ma in tutto questo bisognerà muoversi. La mobilità lunare è una questione che si sta affrontando perché comunque bisognerà spostarsi fra una casetta e l'altra e la passeggiata non è comodissima sulla Luna, quindi serviranno dei mezzi per muoversi in queste città lunari. Questo era il rover pensato dalla NASA prima del taglio dei fondi, quindi l'hanno già cancellata quest'idea, e allora arrivano i giapponesi e dicono no, ok, lo facciamo noi, il nostro rover è questa cosa qui, boh, ok, ma in tutto questo arrivano altri privati che hanno sfornato altre idee. Tra l'altro io devo ancora capire questo, cioè questo è praticamente vi infilate in un carrello della spesa e sperate, non lo so, mi sembrano quelli che davvero rubano i carrelli ai supermercati, si mettono in cima a una discesa e scendono schiantandosi, però buon per loro che lo fanno. E, pochissimi giorni fa, 10 giorni fa, una roba così, il Canada ha presentato il suo carrello della spesa e io mi sono chiesto, ma le persone dove stanno qua dentro? Cioè lo usano tipo monopattino, non lo so. Belle ruote. Belle ruote Imponenti. cingolate. Esatto, però ripeto, Però secondo me la persona volano dove via. sta non si sa. No, secondo me è appesa qua, non lo so. Appesa, Però, aggrappata, tipo trattore. lo sanno i canadesi. Ma vi dicevo, tanti privati che stanno arrivando e dicendo ma porteremo delle strutture anche noi, le città cresceranno anche grazie a noi. E in effetti noi abbiamo avuto recentissimamente la prima missione privata della storia sulla Luna, una società statunitense che è riuscita a far allunare una sonda che però si è ribaltata su un fianco, quindi non benissimo perché poi non prendeva luce il pannello solare, quindi si è spenta la sonda, ma ci hanno riprovato quest'anno, hanno fatto un secondo tentativo e la sonda si è effettivamente inclinata dall'altro lato stavolta, quindi alla fine è andata male anche quello, ma ci sono appunto un sacco di progetti utili, tutto bello, ma abbiamo dei dubbi forti su come fare le cose. Ad esempio,
saprete... Poi lo sai Luca che le domande arrivano anche da loro, lo sai, no? Cosa? Le domande arriveranno anche da loro, lo sai, no? Sì, certo, quindi io Quindi gli sto preparati sto dando spunti a non saper tutto. rispondere. Quindi, dicevo, abbiamo tanti dubbi. Uno su tutti è, sulla Luna sarebbe bello respirare. Non necessario, però sarebbe bello farlo. E per farlo vi servono le tute spaziali. E uno dirà, vabbè, le abbiamo avute negli anni 70, sì, ma erano delle tute spaziali che vi consentivano questo movimento. E basta. E questo movimento. Ora, andate voi a vivere sulla Luna facendo solo questo movimento e questo movimento. Forse vi servono delle tute migliori. Quindi, idea, facciamo le nuove tute. La NASA comincia a svilupparle, gli tagliano i fondi e quindi via, le nuove tute non ci sono. E voi state pensando di mandare gente lì ad abitare, ma ancora non avete le tute per farli sopravvivere. E quindi arriva un'altra azienda, la Axiom, e dice la facciamo noi la tuta e la facciamo in collaborazione con Prada. Ok, saranno tutte firmate. Diciamo che abbiamo le tute. Lo voglio vedere, ma diciamo che abbiamo le tute. Sarebbe bello farli mangiare sulla Luna. Cosa abbiamo come cibo? Al momento solo scatolette e scatolette non particolarmente invitanti. Questo è un evento a cui l'Agenzia Spaziale Europea mi aveva invitato per testare il loro cibo buono degli astronauti. Quelli sono sacchetti, tipo avete presente il risotto in busta? Ecco, uguale ma peggio. Perché? Perché deve reggere 24 mesi e poi voi gli buttate dentro una tazzina d'acqua calda, shakerate e quella cosa lì dovrebbe essere il vostro cibo. Questo qua è una specie di couscous alle verdure sviluppato da Samantha Cristoforetti. L'ho provato, ok, cioè mangiabile i primi 5 secondi di abitabilità della Luna, poi vi sparate, ma la cosa peggiore è che si sono lanciati nell'entusiasmo, ad esempio hanno creato il dolce al cioccolato. Questo qua sono io che mangio il dolce al cioccolato e vi faccio la recensione. Quindi? Particolare. Aspetta. Particolare vuol dire da fa un schifo, cartogessista brianzolo. Quindi male, ed è un problema perché psicologicamente parlando è importante ciò che mangiate, poi nel periodo storico in cui siamo è importante che mangiate, ma diciamo che sarebbe un problema mangiare schifezze per anni di permanenza fuori, ma come saranno poi queste città? Perché c'è un problema sulla Luna, che non c'è atmosfera, quindi vi beccate tutti i micrometeoriti che passano, tutti i sassetti spaziali, ve li beccate tutti, e vi beccate un sacco di radiazioni. E quindi come si vive? Ci sono diversi progetti, nessuno è sensato nella mia testa, ma uno è italiano, ve lo mostro per quello, bellissimo su carta, impraticabile nella realtà. Questa è un'enorme ciambellona che voi piantate nel terreno in profondità. Queste sono le case, quindi questa è la città, questa è l'enorme ciambellona, è fatta di materie plastiche ultra resistenti e trasparenti, così vedete il cielo e psicologicamente parlando è bello non essere chiusi tutto il tempo, e questi sono cavi ad alta tensione che vengono alimentati con un'elettricità che sulla Luna non abbiamo, quindi non sappiamo come produrla, quindi va bene così, ma cavi ad alta tensione perché questo creerebbe un campo magnetico tale da schermare dalle radiazioni. Questo davvero non ci scommetterei un centesimo sulla realizzazione di questa cosa, però ci stanno pensando. Ma stiamo già pensando alle ferrovie lunari, ai sistemi di Google Maps lunari, stiamo pensando un sacco di cose ed è solo l'inizio, perché stiamo ragionando ovviamente su Marte. Marte è un posto orribile per andarci a vivere, cioè se la Luna fa schifo, Marte è peggio. La Luna ha un po' di acqua, Marte ha dei ruscellini di acqua salata che tra l'altro è velenosa, quindi non benissimo. Ma Marte è sostanzialmente un deserto con la temperatura dell'Antartide e veramente pochissime risorse. Quindi io dico sempre, da persona che vive in Brianza e che non è particolarmente felice di farlo, questa regione della Lombardia, io dico sempre che Marte è una Brianza 2.0, cioè io non ci andrei a vivere, onestamente io non vi auguro di vivere in Brianza, ma c'è il signor Elon Musk che sta progettando le sue navette per spostare nella sua testa 1 milione di persone a vivere su Marte. Partiamo da un presupposto, noi possiamo mandare persone a vivere su Marte
domani, se non ci interessa che campino più di 2 mesi, perché noi per 2 mesi sappiamo tenerle in vita. Poi, peccato. Il punto è che devono rimanere, visto che Marte e la Terra si spostano in continuazione, quindi si allontanano e si avvicinano, ci vogliono 6 mesi per fare il viaggio quando sono vicini. Poi dovete aspettare 1 anno e mezzo sulla superficie, che si riavvicinino, e poi rifare altri 6 mesi, quindi 2 anni e mezzo di missione in totale. Noi sappiamo farvi campare per 2 mesi, 68 giorni per essere precisi, e poi morite in un bel posto. Non è vero, è un posto orribile. Il fatto è che questa navetta che si chiama Starship la sta progettando davvero Elon Musk, è partito da questo bidone che ha fatto solo un salto e l'ha cambiata 200 volte perché tanto ha i miliardi da investire e quindi può dire ora non mi piace più, ora mi piace, ora non mi piace più, la cambio. Però questa navetta alla fine sarà una roba alta più di 50 metri, da mettere sopra un razzo che è più di 70 metri. Questo è stata una mia botta di fortuna, passavo letteralmente da là e mi hanno messo il razzo in rampa di lancio. Però come stanno andando i test di questa navetta? Non benissimo, in realtà alle volte bene, alle volte meno bene. Questa è una roba che vola, va nello spazio e poi riatterra, e vi ho detto altissima, strettissima, quindi è un delirio. La prima navetta che è riuscita ad atterrare è questa qua, la SN10. C'era Adrian, quello super ottimista, che stava seguendo il lancio in diretta, vede la navetta che atterra, inizia a esultare come un pazzo, tempo 15 secondi, la navetta esplode. Guardate Adrian, questo è il momento più bello che io ho di Adrian, perché sono un essere spregevole. Però a un certo punto Elon Musk dice adesso la mandiamo davvero nello spazio, perché qua era solo un decollo e atterro, la mando nello spazio, non gli danno i permessi, finalmente gli danno i permessi, fa il primo volo, esplode, tra l'altro avevano talmente fretta che non avevano progettato bene la rampa di lancio si è fusa per il calore dei motori andati su, era l'aprile del 2023, però si fa il secondo volo a novembre di quell'anno e riescono a fare una cosa tecnicamente difficilissima, cioè accendono la navetta, i motori della navetta quando ancora è attaccata al primo stadio, che è il razzone che poi si stacca. Questa cosa di solito non si fa, perché se qui è rimasto un po' di carburante e voi accendete i motori, esplode tutto. Invece si sono inventati un modo per farlo. Perché è utile? Perché se voi invece staccate con i motori spenti e poi li accendete solo dopo, state rallentando e quindi consumate più carburante. Loro non lo volevano fare, sono riusciti a fare questa cosa che effettivamente è incredibile, ma comunque la navetta è esplosa subito dopo. Ma terzo lancio è andata nello spazio ed è ritornata a terra, e questa è la prima immagine che la storia dell'umanità ha mai prodotto sul plasma, cioè sul gas incandescente che si forma nel rientro in atmosfera. Ma poi ci sono state cose incredibili, tipo nel quinto lancio sono riusciti a fare una roba che io non ci avevo scommesso veramente un centesimo su questa roba, cioè rampa di lancio con 2 bacchette tipo di cibo cinese, che si chiamano proprio chopstick, come le bacchette di cibo cinese, che hanno recuperato al volo il primo razzo che è andato qui. Si è andato a appoggiare fra le 2 bacchette che l'hanno preso al volo quando si è staccato. Io ho detto esplode tutto, e in effetti ha rischiato, perché questo qua è un incendio a bordo, però non è effettivamente esploso. E in questi prossimi giorni, cioè potrebbe essere fra 2 giorni letteralmente, ma dipende da quando gli danno i permessi, ci sarà l'11° volo di questa cosa qua. Se funziona, se inizia a funzionare, Marte si avvicina davvero, smette di essere un'idea fantascientifica e diventa reale, anche perché di queste navette ne costruiscono un sacco. Questa è un'altra botta di fortuna. Passavo da là, letteralmente, e Musk ha deciso di fare una conferenza stampa, e quindi hanno preso tutte le navette e le hanno esposte, e io ho detto, oh, bravura con la C maiuscola la mia, passo nel momento giusto. Vediamo se arriva pian piano, e quindi stanno costruendo le nuove navette, bellissimo, tutto entusiasmante. Questa tra l'altro è quella che dovrebbe arrivare sulla Luna, e questo qua è il modulo abitativo degli astronauti. Ma che tempistica abbiamo per andare ad abitare su Marte? Boh, Musk aveva detto entro il 2024. Se volete una mia scommessa, 2040
se tutto va bene 2038, i lanci sono ogni 2 anni per Marte, perché appunto bisogna aspettare che sia più o meno vicina, però Musk si è reso conto che quando lui dice andiamo domani guadagna un sacco di soldi, quindi lo dice in continuazione, spesso se ne è uscito con 1 milione di coloni mandati al macello, oppure no, 1000 astronavi entro 20 anni, insomma lui spara dei numeri. Io non ci credo a questi numeri neanche lontanamente, ma che avremo città su Marte, minime, magari 3 case, ma piccoli abitati su Marte, da qua al 2050, beh, diventa un qualcosa di reale. E 2050 lo so che per voi è lontano, ma sono fra 25 anni. Quando sarete nel 2050 ripenserete a oggi e direte, ah, ma era ieri, quando era il 2025. Quindi Musk spara dei numeri a caso. Io non ci credo troppo, però è un qualcosa che abbiamo messo nel mirino. Poi Marte, vi dicevo, posto orripilante, e vado a chiudere, è un posto in cui avete 1/3 della gravità terrestre e voi non vi siete evoluti per avere 1/3 della gravità, vuol dire che avete problemi di qualunque tipo fisico, vi si allunga la spina dorsale, quindi 5 cm più alti, giocate a basket, però vi si tirano i nervi spinali, fa un male cane, gli organi interni cambiano forma, di solito se si sono evoluti con quella forma c'è un loro perché, insomma, quindi non fa benissimo. L'atmosfera è rarefattissima, è quella che noi avremmo nella stratosfera terrestre. Quando Felix Baumgartner si è lanciato dalla stratosfera aveva più o meno la stessa atmosfera che c'è su Marte. Vi dicevo appunto, il peso vi dà tutti i problemi del mondo, ossei, muscolari, agli occhi, qualunque tipo di problema, ma soprattutto non fa crescere bene le piante. Perché? Perché le piante si sono evolute per distribuire nutrimento con la gravità terrestre. Se voi la riducete, le piante sbarellano, giustamente, e quindi non crescono benissimo. Ciò nonostante noi stiamo provando a coltivare roba come la coltiveremo su Marte. Su Marte abbiamo un problema, il terreno fa schifissimo. È pessimo, non trattiene l'acqua, tant'è vero che hanno iniziato a dire dobbiamo trovare dei modi per ispessire il terreno, e quindi gli astronauti dovranno lavorare il terreno per poterlo coltivare. E uno dice, ma perché devono coltivare gli astronauti? Perché se vivete 2 anni e mezzo in un posto nuovo non andate avanti a scatolette e sacchetti di riso, quindi dovete avere cibo nuovo. Portare una mucca è scomodo, quindi coltivate in loco. Ma come coltivano? Beh, il terreno deve prendere l'acqua, quindi devo inspessirlo. Come lo inspessisco? Gli studi che sono stati davvero fatti sono rimedio della nonna, i fondi di caffè. Però non potete mettere gli astronauti per settimane a bere caffè con la moka per avere abbastanza fondi per inspessire il terreno. Seconda idea, dovranno portare degli scatoloni con la strumentazione, spezzettano il cartone e lo mischiano al terreno. Quindi prima settimana di lavoro su Marte per gli astronauti, spezzettare il cartone per fare il terreno. Però quindi poco terreno a disposizione, magari faccio quelle colture che vengono chiamate idroponica, con poca acqua, con poco terreno e tanta acqua, o mischiugli vari. Questo è stato un esperimento fatto in Antartide, dove ci sono le stesse temperature, per coltivare su Marte. Si pensa, vabbè, mangeremo funghi, i funghi crescono tantissimo, oppure c'hanno batteri. L'alga spirulina, che ogni tanto si trova nei ristoranti, nei risotti, quando vedete un risotto azzurro, se vi capiterà, è fatto con l'alga spirulina. L'alga spirulina, che non è un'alga, è un batterio, noi l'abbiamo testato per mangiarlo nello spazio. Questa qua è una barretta che si è fatta fare sempre Samantha Cristoforetti. Se volete cibi tristi, chiedete a Samantha. E ha provato questa cosa. Lo posso dire davvero, ho avuto la fortuna di mangiarci a pranzo, tristezza. Però è più triste parmitano. Salutiamo Samantha. Salutiamo Samantha. È più triste il parmitano. No, adesso abbiamo fatto una battuta, ma la stima è grandissima per Samantha, stima incredibile. Semplicemente si devono tenere perfettamente in forma, cosa che io, punto a una forma diversa, diciamo. Certo. Io e quindi ci sono altre priorità. Altre priorità. La mia non è arrivare ai 45 anni, evidentemente. Ora, la cosa è che mangeremo cose del genere, io so che è una cosa brutta da dire, poi in Italia ogni volta che lo si dice scoppia il casino, ma probabilmente gli insetti saranno parte della dieta, e anche la carne
coltivata in vitro è una parte della dieta, oppure carne stampata in 3D che in realtà non è carne ma sa di carne perché psicologicamente è interessante, oppure c'è chi pensa a degli ecosistemi che creeremo in modo tale, qui ad esempio l'Università di Napoli è coinvolta in questi studi e un'idea era stata: faccio tipo una piscina con dei pesci che su Marte posso averli, dentro delle piantine che crescono recuperando nutrimento dall'acqua, poi i pesci mangiucchiano un po' le piantine, insomma ciclo perfetto. E cosa faccio? Beh, mangio principalmente le piante e ogni tanto un pesce. Hanno fatto delle simulazioni, delle stime eccetera e si sono resi conto che tempo pochissimo gli esseri umani finirebbero tutti i pesci e lascerebbero solo le piante, perché noi siamo bravissimi a tenere in equilibrio gli ecosistemi. E quindi cosa si mangia su Marte? Beh, è un delirio. Se voi mai vorrete andare a vivere su Marte, io non ve lo auguro, ripeto, però se vorrete andare a vivere su Marte dovrete cambiare la vostra dieta e avere pochi ingredienti a disposizione con cui sbizzarrirvi nei piatti, perché sennò impazzite. Se voi mangiate riso e broccoli oggi, ok, riso e broccoli domani, riso e broccoli dopodomani, iniziate a voler uccidere le persone. Quindi cosa succede? Che dovete cambiare la vostra dieta. Tant'è vero che ci sono stati dei concorsi in cui hanno preso degli chef, gli hanno dato pochi ingredienti e gli hanno detto: fate più ricette possibili con questi ingredienti, così facciamo il ricettario per gli astronauti. È saltato fuori di tutto, tra cui un sushi gelatinoso che è una roba porcheria, però l'idea è questa qua. E quindi quando si dice terraformeremo Marte, no, per fare 2,5 centimetri di suolo ottimo sulla Terra da coltivare ci vogliono 500 anni e sulla Terra abbiamo i microorganismi dentro che aiutano a fissare l'azoto, ad esempio per le piante. Su Marte non li avete, quindi non faremo nulla di tutto ciò. Ciò nonostante, signori a caso dicono io ho un'idea, possiamo bombardare con delle bombe nucleari Marte per scaldarlo e questo ci aiuterà a terraformarlo. Notare che quando l'ha detto la prima volta, perché l'ho detto più volte questa cosa Musk, quando l'ha detto la prima volta la stampa, giornale, ha classificato la cosa nella categoria idee, non buone idee, idee, è stata detta questa cosa. E tutto questo stiamo ignorando le radiazioni. Su Marte in 3 giorni vi beccate le radiazioni che sulla Terra vi beccate in un anno, quindi questo anche non porterà a cose buonissime, il che vuol dire che quando vedete queste idee di abitazioni su Marte, no, perché quella cosa tutta ariosa che vi fa prendere un sacco di radiazioni non la avrete su Marte, avrete delle robe stampate in 3D, probabilmente tipo cupole, e questo saranno le vostre case eventualmente su Marte. E quindi insomma noi ci stiamo davvero lavorando a questa cosa per andare a creare delle condizioni abitative che poi non sono ottimali, stiamo provando a lavorare ai nuovi motori, ma la domanda che però potreste esservi fatti è: ma perché io che sto tutto sommato bene qui, nonostante il periodo difficile, devo andare a pensare di vivere sulla Luna o su Marte, che è un postaccio? Perché alla fin fine su Marte prima o poi ci arriveremo, servirà tempo, più tempo di quanto dicono alcune persone, ma ci arriveremo. Ma la domanda è: davvero lo voglio fare? Davvero voglio andare a vivere su Venere? Si sta discutendo anche quello, tipo città galleggianti nelle nubi di Venere. Questa è presa da Star Wars, ma è un'idea che davvero si sta pensando. Si sta pensando di andare a vivere sugli asteroidi per usarli come miniere, e questa cosa non è fantascienza, si pensa di farlo da qua a 20 anni da oggi, perché abbiamo trovato asteroidi che da soli hanno più oro di tutto quello mai estratto nella storia dall'umanità. E quindi alla fine comunque la domanda rimane: perché io devo spingermi così lontano per vivere in città peggiori? E in realtà ci sono diverse risposte, ognuno trova la sua. La mia è che l'umanità da sempre si è evoluta facendo cose rischiose e inutili, se vogliamo. Lo dico da persona che ha investito buona parte della sua vita in ricerca, quindi da una persona che arriva dal mondo della ricerca, e se ci pensate siamo su un palco di un teatro e nessuno va a chiedere a Roberto Bolle, a una pittrice, a un artista a cosa serva la sua pittura, la sua poesia, eccetera, ma tutti vanno a chiedere a un ricercatore o una ricercatrice a cosa serva la sua ricerca. E la mia risposta è: a nulla. Non serve a nulla, così come non serve a nulla dipingere, scrivere poesia o creare musica. Cioè,
io andrei da Fedez a chiedergli a cosa serve la sua musica, ma è un problema mio, ma in generale nessuno va a farlo. Perché? Perché abbiamo deciso che serve a creare cultura. E queste cose qua servono a creare cultura uguale. A cosa serve andare a vivere su Marte? A espandere i nostri orizzonti. Chi gliel'ha fatto fare al primo Homo erectus di superare la collina che magari non ne tornava più? Gliel'ha fatto fare la voglia di esplorazione che qualcuno dice è incisa nel nostro DNA. E quindi noi ci evolviamo, noi abbiamo creato la nostra società facendo cose potenzialmente inutili. Nei secoli passati partivano i naviganti per dei mari sconosciuti e sapevano che avevano il 50% di probabilità di non fare ritorno, l'hanno fatto comunque e noi oggi siamo quello che siamo perché quelle persone l'hanno fatto. Quindi a cosa serve fare questo? Non lo so, perché non lo posso sapere, possibilmente non serve a niente, ma sono abbastanza sicuro, dovessi scommettere, che servirà a creare l'umanità del futuro, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Ma se vogliamo che siano più pregi che difetti, perché come vi dicevo noi cerchiamo di tramandare il meglio, poi non sempre ci riusciamo, ma cerchiamo di tramandare il meglio, allora dovremmo pensare a quello che abbiamo adesso e da dove arriviamo. C'è un fenomeno, questo è un lento filmato, non è una fotografia, è la Terra che pian piano sorge vista dall'orbita attorno alla Luna dalla missione Orion. Ecco, c'è un fenomeno psicologico che si studia tanto nelle missioni spaziali, si chiama overview effect, effetto della nuova consapevolezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'essere umano man mano si spinge avanti con la propria fantasia, con la propria tecnologia e la propria cultura, trova dei nuovi orizzonti, ma poi ha una pulsione, guardare verso casa e rivalutarla. E se voi chiedete a un qualunque astronauta che è andato nello spazio e ha visto la Terra dallo spazio, vi dice una cosa, cioè che si è reso conto che in fondo siamo una fragile oasi di vita, piena d'acqua, una goccia d'acqua, sperduta nel buio freddo cosmico. E le prime parole che ha detto Yuri Gagarin, primo uomo andato nello spazio, sono state: wow, la Terra è blu, perché non lo sapevamo prima del 1961, potevamo immaginarlo ma non lo sapevamo. Lui dice: wow, la Terra è blu, è bellissima. E poi pare, tutti i suoi colleghi giurano, che abbia aggiunto una frase che l'Unione Sovietica pare abbia cancellato, ma tutti i suoi colleghi giurano che lui abbia aggiunto una frase: ed è priva di confini. Noi siamo qui a batterci e a perdere tempo, risorse, vite per guadagnare un metro in più o un metro in meno di territorio. Siamo qui a cercare un quarto d'ora di celebrità, lo chiamava qualcuno, ma non ci rendiamo conto che siamo letteralmente tutti sulla stessa barca. La barca è quel puntino luminoso lì e forse invece che andare a creare divisioni dovremmo letteralmente creare collegamenti per renderci conto che siamo una specie fortunata che ha a disposizione una casa meravigliosa e dovrebbe mantenerla. Quando si parla di terraformare Marte io rispondo sempre: è meglio mantenere terraformata la Terra, e prima si è parlato di ecocidio, ma soprattutto questa è la città che dovremmo vivere meglio, vivere in maniera più consapevole e vivere con diciamo più collegamenti, vivere tutti assieme. Poi sì, penseremo ad altre città, penseremo a esportare solo il meglio, non è detto che ce la faremo, ma quello deve essere l'obiettivo. Ma non possiamo avere obiettivo senza consapevolezza e non possiamo avere consapevolezza senza cultura. Grazie a tutti e a tutti. Grazie a Luca Perri. Vieni avanti, vieni. Prenditi tutto l'applauso, continuate. Luca Perri a collegamenti. Grazie mille. Grazie mille, chiedo scusa, ho sforato perché sono logorroico. Grazie davvero. Ma non è finita qua. Non è finita. Non è finita qua, perché adesso io so, siccome qui davanti noi abbiamo degli studenti preparatissimi, bravissimi, hanno parlato benissimo di voi, io sono molto felice. Anche a loro hanno alzato le aspettative, tra l'altro. Adesso
è il vostro momento, tocca a voi, quindi non so come vogliamo organizzarci, chi vuole viene qua, fa delle domande a Luca, mettetelo in difficoltà ovviamente, no, sto scherzando. Certo, ci mancherebbe. E quindi insomma vi vogliamo ascoltare, chi parte, come facciamo? Chi inizia, quale classe inizia, quali studenti iniziano, come vogliamo fare? Qualcuno ci sa dare delle risposte? Se no ci facciamo delle domande da soli, Luca. È come Marzullo, esatto, datti una risposta. Sei mai stato da Marzullo? Non sono mai stato allora da Marzullo. devi andarci, secondo me. Si faccia una domanda e si dia una risposta. E quale faresti tu di domanda a te stesso? Che domanda farei a me stesso? Intanto pensaci. Ce l'ho. Intanto, come ci vogliamo organizzare? Quindi, arrivano gli studenti? No, non arrivano, no. Da qua, dicono da là, quindi riusciamo a far passare un microfono. No, ci sono ovviamente le persone addette. Stanno arrivando. Arrivano. Ok, quindi allora intanto riempiamo, direi. Vi è piaciuto questo momento con Luca? Vabbè, non ti possono dire no. No, non ho sentito. Vi è piaciuto? Aizzatore di folle. E adesso, no, ma è bello anche sentire il feedback certo. dei ragazzi, degli studenti, e quindi assolutamente. Hai pensato alla domanda che ti faresti da Marzullo? Sì. Quale sarebbe? Allora, l'universo è fatto per il 5% dalla materia che noi conosciamo e per il 95% da altro, materia oscura ed energia oscura. Quindi se io dovessi chiedermi qual è la cosa che vorrei l'umanità scoprisse mentre sono in vita, almeno una fra materia oscura ed energia oscura, ma la vera domanda che mi farei è: la vorresti regalata questa scoperta o vorresti conquistartela? Quindi regalata domani o conquistata in 50 anni? Conquistata in 50 anni. Davvero? Sì. Bello, perché? Perché a proposito di consapevolezza e di ricerca, gli esseri umani sono nell'universo in un posto che non è sicuramente privilegiato, siamo su un piccolo pianeta, in un sistema solare che non ha né più né meno di altri, in una galassia media di 2000 miliardi di galassie. Ciò nonostante noi abbiamo trovato modi per collaborare e sondare l'infinito. E quindi la sfida è proprio questa, cioè noi smettere di perdere tempo in altro e cercare di espandere i nostri orizzonti. Questa sarebbe una delle grandi sfide, però le sfide le vinci solo se le affronti. Ti faresti una domanda complessa, È una domanda complessa, vabbè, io ripeto. Sono arrivati i primi ragazzi, vogliamo fare un applauso ai primi che rompono il ghiaccio? Bravi. salite proprio! Sul palco, bravi! Ciao. L'anno scorso non eravate saliti sul palco, quindi quest'anno c'è più coraggio. Vai. Come ti chiami? Mi chiamo Alessio. Annunziata. Di che classe sei? Faccio il Malignani, faccio telecomunicazioni. Ok. Lì c'è la clac. Esatto, ci sono i fan. Gli ultra. Vai Alessio. Volevo chiederti com'è nata la tua collaborazione con Slim Dogs. Spieghiamo cos'è però prima. Slim Dogs, progetto comunicativo, in realtà è una casa di produzione cinematografica, la Slim Dogs, che poi ha un progetto comunicativo sui social, su YouTube principalmente. Come è nata la mia collaborazione? Io con loro faccio dei video in cui parlo della scienza dei film, di fantascienza. Allora, è nata perché... Preparate intanto gli altri ragazzi, scusa se ti interrompo Luca, così abbiamo già qua, come l'anno scorso, la fila di ragazzi, perciò preparate qua i ragazzi, così siamo tutti... veloci, prego, scusa Luca. No, figurati, è nata perché io qualche anno fa, ormai tanti anni fa, perché era il 2016, ho iniziato a fare divulgazione a partire dai film di fantascienza. Se no non sentiamo Luca, vai. Io appunto nel 2016 ho cominciato a fare spettacoli sulla scienza dei vari film, Interstellar, robe così, e perché? Perché sono un nerd e perché sono un astrocoso fastidioso e gli astrocosi quando vanno al cinema non spengono il cervello dicendo adesso mi diverto, ma continuano a grugnire per tutta la proiezione sulla scienza sbagliata. E quindi ho iniziato a fare questi spettacoli, la Slim Dogs parla di cinema e quindi un giorno mi ha chiamato e mi ha detto facciamo questo format, infatti io ho avuto la fortuna di inaugurare questo format, la scienza di, e da allora collaboriamo insomma perché ci troviamo bene. Grazie Alessio. Grazie. Sei soddisfatto della risposta? Ok, chi ascoltiamo adesso? Ciao, sono Marco, faccio anche io il Malignani, L'applauso elettronico. giusto!
elettronico. Vieni Marco, vieni qua, senza paura. Vabbè. Vieni qua vicino a me, vieni qua, Non dai. dico non mangio Esatto, perché è vieni qua falso, vicino a però, me, vieni qua, vai. Marco, Sì, quanti anni hai? 15. 15 anni, 15. quindi sei in che classe sei? Adesso sono in terza, però Terza media. a novembre... Come a novembre? A novembre. A novembre faccio 16 anni. Ah, ok, ne ok. fai 16, ok. Volevo chiederti, qual è la tua No, opinione? Terza superiore. No, dicevo terza superiore, ok. Vai. Qual è la tua opinione su questa sorta di competizione che c'è tra la NASA e la SpaceX? Perché tecnicamente sono sulla stessa squadra, dovrebbero Sì. collaborare assieme. Quante ore abbiamo? No, allora, Non preoccuparti, c'è anche semplice. una questione. La SpaceX sono privati. La Sì. SpaceX ha completamente rivoluzionato il mondo dello spazio, va dato atto alla cosa, perché prima della SpaceX come funzionava il mondo spaziale? C'era l'agenzia governativa, la NASA, che diceva bisogna andare su Marte, mi serve una navetta fatta così, apro un bando alle varie aziende e dico chi me la produce col costo minore, quella azienda vince l'appalto. Quindi i privati costruivano su ordinazione. Elon Musk arriva e dice no, io mi invento le mie cose per i fatti miei, poi ti porto una lista di roba che io ti posso vendere e tu compri, ma l'idea è mia. Questa cosa ha rivoluzionato tutto perché? Perché quando tu sviluppi una navetta con fondi pubblici, come si faceva prima, quindi SLS, il razzone enorme che doveva portare Artemis 1 e che ci ha messo anni a portare Artemis 1 attorno alla Luna, quello è stato costruito con fondi pubblici. Se tu sbagli, NASA, la strada da intraprendere, non puoi abbandonare quella strada perché hai speso miliardi di dollari fino a quel momento e quindi cosa dici? Cerco di sistemare il tutto. Elon Musk sono soldi suoi, lui vedeva una navetta che non gli piaceva e diceva questa la buttiamo e ne costruisco un'altra. Questa roba ha velocizzato tutto nell'esplorazione spaziale e nello sviluppo di tecnologia spaziale perché i privati spendono soldi loro e possono buttarli quando vogliono. Elon Musk fa partire dei razzi che sa che esplodono perché tanto in fondo sono soldi e lui ce li ha? E lui ce li ha, di sicuro non gli mandano. Tra l'altro ieri notizia è salito sopra i 500 miliardi di dollari di patrimonio perché ha avuto un'impennata le azioni Tesla e quindi lui fa questa cosa qua. Vantaggio della NASA, spendo meno soldi, pago solo ciò che mi serve, non li ho spesi in sviluppo e ho le cose più velocemente. Svantaggio della NASA. Se la NASA vuole andare sulla Luna e Elon Musk decide a un certo punto che non si va sulla Luna perché gli interessa più Marte, la NASA rimane col cerino in mano. Quindi qual è il rapporto? Il rapporto è che da un lato la NASA ha bisogno di Elon Musk perché gli tagliano sempre i fondi, dall'altro la NASA sta cercando di stimolare le altre aziende private a fare concorrenza a Musk perché così se c'è concorrenza e Musk si tira indietro, la NASA non rimane piedi a terra. Quindi qual è la situazione? Complicata. Ci sono dei pro, ci sono dei contro. C'è stato un momento di entusiasmo in cui noi abbiamo dato tutto in mano ai privati dicendo guarda che bello, si risparmiano soldi, si risparmia tempo. Poi ci siamo resi conto che forse non ha troppo senso e che alle volte la volontà della comunità, e un'agenzia governativa in teoria fa il bene della nazione, la volontà della comunità alle volte è più importante della volontà dei singoli. Grazie Marco, grazie mille, lasciami pure il gelato, in bocca al lupo per tutto. Bocca al lupo. L'altro gruppo, dai, salite pure, preparate anche altri ragazzi, tra l'altro posso dire che vorrei ascoltare anche delle ragazze, Sì, meno male che ce n'è eccola. una. Ragazze, vogliamo sentire anche voi, ciao. È importante ascoltarli, Ciao. quindi mi raccomando, non abbiate paura. Venite di qua da questa parte, così certo, siete tutti di qua, almeno entrate, salite. Chi vuole partire per primo? Una ragazza, dai, vieni qua. Parti tu, vai. Allora, come ti chiami? Elisa. Elisa, quanti anni hai? 18. 18, un applauso per Elisa. Bisogna fare il tifo per i vostri coetanei, sempre. Vai Elisa, vieni un po' più qua sopra. Vai, qua c'è la luce giusta, mi hanno detto. Benissimo. Queste righe verdi. Vai. Eccomi. Allora, prima abbiamo detto che su questi pianeti ovviamente e satelliti, perché la Luna comunque è un satellite, non ci sono le condizioni migliori, atmosferiche, climatiche, eccetera. Sì. E allora mi chiedo, che preparazione fisica ci sarebbe bisogno per poter andare a vivere in questi posti? Cioè una persona come si dovrebbe preparare? Pregando.
No, allora... Pregando, hai detto? Sì, cioè, nel senso, non c'è una preparazione fisica, cioè c'è una preparazione fisica nel senso che devi essere in forma, c'è una preparazione che secondo me è più psicologica ed è una cosa che a livello di addestramento astronauti si sta diciamo curando sempre di più, la questione psicologica, più che altro nell'idea che tu peggiorerai le tue condizioni di vita, ma devi affrontarle peggiorandole il meno possibile. Cioè gli astronauti fanno ore di attività fisica ogni giorno per cercare di perdere meno massa muscolare e meno massa ossea possibile, ma sanno che ne perderanno fino al 20%. Quindi tu sai che avrai una specie di osteoporosi, sai che avrai perdita di massa muscolare, ma devi rimanere forte psicologicamente nel dire io perdo il meno possibile, ma il mio guadagno qual è? Conoscenza, cultura, voglia di esplorazione, quello che vuoi. Sicuramente chi andrà lì a vivere per lunghi periodi o addirittura per sempre, perché si parla proprio di trasferirsi in pianta stabile su Marte, chi lo fa deve avere una grossa forza di volontà, una grossa passione che lo guida o la guida e essere pronto a cercare di adattarsi a una condizione che non avrà davvero il tempo, non darà davvero il tempo di adattarsi. Cioè noi ci siamo evoluti in centinaia di migliaia di anni, 200-300 mila anni, e ci siamo evoluti con queste condizioni. Lì non avrai 200-300 mila anni, lì avrai pochi mesi per non morire. Questa è la condizione, devi avere una grossa forza prima dentro e poi fisica si arriva dopo, però prima è una forza psicologica secondo me. Grazie Elisa, grazie mille, l'applauso giustissimo. Prego. Poi, ciao, come ti chiami? Luca. Luca, finalmente un nome Sì. che ricorderò. Esatto. Età? Sempre 18. Sempre 18. Magari io 18, sì, vai. Più o meno. Mi è sembrato di capire che i razzi di SpaceX esplodono particolarmente spesso rispetto a quelli della NASA. Sì? C'è un perché specifico o sono vari problemi sempre diversi? Allora, ritorno a quello che dicevo prima dell'agenzia governativa che sviluppa e SpaceX che sviluppa. Se l'agenzia governativa fa esplodere un razzo che è costato $1 miliardo, il congresso statunitense, in questo caso della NASA, gli fa un mazzo così, cioè ha buttato $1 miliardo dei contribuenti. Se li fa saltare in aria la SpaceX, sono soldi di Musk o dell'azienda. Musk si è reso conto di una cosa però, che non solo può buttare via dei soldi, ma se io riempio quel razzo di sensori e lo faccio partire, è vero che magari mi esplode, ma io ho una serie di dati costruttivi, di resistenza, eccetera, dati dalla sensoristica che non avrò mai se da terra cerco di prevedere e poi risolvere tutti i problemi, perché comunque magari non riuscirò a prevedere questo problema, e quindi poi magari il razzo mi esplode. Ma in più ci ho messo 10 anni a metterlo in rampa di lancio. Se invece lo faccio partire subito, lo faccio decollare subito, mi arrivano 100 problemi. Per il lancio 2 ho risolto già 100 problemi, ci ho messo 6 mesi, non ci ho messo 6 anni. Quindi Musk sa che avrà un tasso di esplosioni molto maggiore, ma ogni volta che ne esplode uno lui dice ho un sacco di dati in più su cui lavorare. L'idea è buona se hai dei miliardi di dollari da spendere, cioè nel senso è un'idea buona, funziona sì perché effettivamente da un lancio all'altro la navetta viene rivoluzionata, ma puoi rivoluzionarla perché butti la vecchia, cosa che la NASA non potrebbe comunque fare. Quindi questa è la situazione. Esplodono di più? Sì, perché? Perché sono più efficienti, meno dal punto di vista economico. Però non è un problema di Musk, evidentemente. Grazie. Di nulla. Grazie Luca, puoi pure passare il microfono al tuo collega. Allora, salve, io sono Leonardo. Leonardo, sempre 18 anni. Sempre 18. Allora, io avrei una domanda. L'astronomia è una mia grande passione. Ah, mi spiace. Anche a me un sacco. Il telescopio è molto bello, però. Però mi chiedevo, per fare una carriera bisogna studiare. Lei dove ha studiato? Allora, intanto dammi del tu, per favore. Ma Lo sapevo che no, io ho un problema con lei, ma dove ho studiato io? Io, ho fatto un liceo scientifico. È utile? Sì, ma non è fondamentale. Dove l'hai fatto il liceo? A Bergamo. Ho fatto il liceo Lussana di Bergamo.
è uno dei più grandi d'Italia, quanto ne so, non che cambi qualcosa, ma quello avevo dietro casa. E quindi Vabbè, avevo dato un'informazione in più. Ho portato un'informazione. Da bergamaschi, siamo entrambi bergamaschi, esatto. ma per puro caso, non c'è Sì, diciamo sì. una volontà. Ecco. No, nell'essere bergamaschi, Esatto. no, assolutamente. E quindi ho studiato al liceo scientifico, ma ho colleghi che arrivano da qualunque cosa, anche l'artistico per dire, io ho colleghi dell'artistico. Poi ho fatto in Bicocca, Milano Bicocca, fisica alla triennale. Poi in realtà ho smesso per un paio d'anni, ho fatto il giornalista scientifico, così, tra l'altro lavorando anche in ambito di paleontologia con Telmo Pievani, che sarà ospite del festival, così a caso. Diciamolo, bravo, così. Telmo Pievani, se vi bergamasco interessa- anche lui. se vi interessa andate ad ascoltare Telmo Pievani assolutamente. E quindi ho deviato un po', se vogliamo, dal percorso, però io dico sempre che a nessuno interessa alla fine quanto è stato lineare il tuo percorso, interessa quanto sei bravo a fare quello che fai alla fine, e quindi in quel momento io sentivo che volevo imparare determinate cose e ho scelto quella strada. Poi sono ritornato per l'università alla laurea magistrale, sempre in Bicocca, in astrofisica e fisica dello spazio, che è separata da fisica. Non chiedermi perché sia separata, non ha senso, però didatticamente è separata. Poi ho fatto una borsa di studio, io ho fatto la tesi magistrale all'Osservatorio di Milano Brera, che è uno dei principali in Italia. Anche qui per me era comodo perché era dietro casa, però è uno dei principali in Italia. E lì poi ho fatto delle borse di ricerca, degli assegni di ricerca, e poi a un certo punto ho deciso di prendere il dottorato all'Università di Como, l'Insubria di Como, che è doppio, è in fisica astrofisica. Quindi questo è quello che Ma io tu hai ho fatto questa domanda perché vorresti seguire il suo percorso? È una delle tante idee, sì. Mai modo di ripensarci. No, ho molto, sì, lo so, infatti devo pensarci molto bene, ma... No, dai, ma tu stai scoraggiando tutti questi ragazzi? No. Allora, Cioè, è una cosa, no, seriamente, a parte gli scherzi, è il lavoro che per me è uno dei più belli possibili. Io sono super contento di averlo fatto, con tutte le deviazioni che ho fatto, e non ne ho fatte neanche troppe, perché io conosco persone, colleghi che hanno iniziato con fisica e sono virati sulla biologia, persone che hanno cominciato con la matematica e sono finiti a fare cosmologia, quindi studio dello spazio. Se posso dare, ecco, un consiglio oggi, e poi... attenzione, momento consigli. Non voglio fare il guru perché non ne ho le capacità, do solo un consiglio: scegliete quello che vi interessa in quel momento, non con l'idea di che prospettive mi apre, perché il mondo del lavoro, da che io sono entrato all'università e da che ne sono uscito, è cambiato 200 volte. Il lavoro che io faccio oggi, che è il divulgatore scientifico, non esisteva come lavoro quando io mi sono iscritto all'università. Con l'evoluzione della tecnologia nascono lavori ogni mese, quindi non pensate a cosa mi darà più lavoro, fate quello che vi piace, e se a un certo punto cambiate idea su ciò che vi piace, cambiate pure strada, tanto, ripeto, nessuno vi verrà a contestare hai perso 2 anni a fare paleontologia, almeno a me non è mai successo, ma neanche ai miei colleghi che hanno cambiato strada. Il mio consiglio è che se tu fai una cosa che ti appassiona, siccome tutti avranno dei momenti difficili, ci saranno per forza, se tu stai facendo qualcosa che ti appassiona, lo superi, trovi la forza di superarlo il momento difficile. Se tu stai facendo qualcosa che ti stai costringendo o che ti hanno costretto a fare, al primo momento difficile molli. E quindi se c'è un mio consiglio personale è: fate ciò che vi appassiona. Non è detto che sarà il vostro lavoro finale, lo scoprirà solo la vita quale sarà il vostro lavoro finale, però è la cosa che vi darà più forza di superare i momenti difficili. Bello. Grazie Leonardo, grazie mille. Potete pure accomodarvi, ragazzi, grazie. Grazie. Guarda Luca, che bel gruppetto che si è formato, guarda che bel gruppetto. Venite, salite, venite ragazzi. Un applauso ai nuovi arrivi. Benvenuto. Quanti anni hai? 15. Ciao. Benvenuti. Oh, guarda che bel gruppo. Mettetevi tutti belli in fila, bravissimi. Schierati, plotone di esecuzione, esatto. Ci sono anche delle ragazze, sono molto felice di vedervi ragazze, con dei bei pantaloni glitterati. Allora, partiamo da... Sì, sei felice dei pantaloni glitterati? Guarda, ci sono dei glitter, non è inutile che ti nascondi, lei si è nascosta. Ma tanto li vediamo i tuoi pantaloni glitterati, Sono belli, vero? Comunque... Vedi, loro apprezzano. Ma scusami,
No, un secondo. Come non mettere in difficoltà No, vieni un secondo con me. Allora, cioè, li indossi, sali sul palco e poi ti nascondi e te li hai messi ormai, no? Sono belli. Ma perché No? è un cielo stellato. Vieni con me, vieni con me. Vieni con me, cielo stellato. La domanda, la prima è la tua. Scusami, ma vuoi iniziare dopo? Prima lui? Vai, come ti chiami? Tieni il microfono. Si Edoardo. è già pentita di essere qua. Edoardo. Edwardo. Ah, ok, scusa. Edward. No, Edoardo. Ah, Edoardo. Punto e basta. Non l'avevo capito. Vabbè. 15 anni. Sì. Vai. Allora, la mia domanda è, prima hai parlato di vari progetti tra cancellati, impossibili, possibili. Secondo te, tra tutti i progetti che hai mostrato, quale è davvero possibile e quanti di quelli sono da gettare via, cioè proprio infattibili? Bella domanda. Ti dirò 40% possibili, 60 no. Quale vedo particolarmente possibile, a parte l'idea di arrivare da qua a 5 anni, tornare sulla superficie lunare per rimanerci in pianta stabile, quello è un progetto, secondo me, assolutamente fattibile. Mandare le prime persone su Marte da qua al 2040 è fattibile, non so se ce la faremo come tempistiche perché dipenderà da 1000 cose, tra cui la volontà della popolazione, la volontà politica, eccetera, e la volontà politica siamo in un momento specifico della storia in cui cambia molto rapidamente, però è un qualcosa che sicuramente vedo possibile. Vedo molto probabile in realtà il fatto che alla fine Starship, la navetta che esplode, ci sarà, perché Elon Musk è fissato su quella roba, i soldi li ha, la volontà l'ha e quindi le decisioni sono sue, la farà. Quella sarà, perché ripeto, secondo me alla fine ce la farà ad averla, sarà la cosiddetta game changer, cioè cambierà i giochi, perché è una navetta che è capace di portarti su Marte 150 tonnellate di roba per volta, è un qualcosa di estremamente importante e quindi quello sarà forse uno degli stimoli principali dell'esplorazione spaziale futura. E ti dico anche dei progetti possibili, utilizzare gli asteroidi come risorse, quello è assolutamente possibile. Devono solo capire come farlo dal punto di vista giuridico, perché l'asteroide ufficialmente è di tutta l'umanità, perché noi abbiamo deciso decenni fa che tutto ciò che c'è lì fuori è dell'intera umanità, che tra l'altro è un attimo arrogante, perché vai a dire agli abitanti di Nettuno che Nettuno è di tutta l'umanità e non loro, però vabbè, a parte questo, in generale noi abbiamo deciso questa cosa ma non la stiamo già rispettando, perché alcune nazioni, gli Stati Uniti in primis, vorrebbero fare tipo Far West, cioè chi arriva prima prende le risorse e quindi questa è la situazione, giuridicamente non si sa come gestirla. E l'altro problema è: la cosa più comoda non sarebbe fare delle navette che vanno là, scavano e riportano e faccio avanti e indietro, ma sarebbe avvicinare l'asteroide. Ma questa cosa terrorizza da decenni, perché è una cosa di che si discute da decenni, l'ambiente militare. Perché se io ho la tecnologia per prendere un asteroide e portarlo vicino alla Terra, ho anche la tecnologia per sganciarlo su un pezzo di terra che mi sta antipatico. E quindi devono risolvere anche, mettersi d'accordo su come gestire la cosuccia. Però ciò detto, lo faranno di sicuro, perché gli asteroidi sono una fonte di risorsa incredibile. Qualunque risorsa ti venga in mente, probabilmente c'è un asteroide che ne ha più di tutta quella presente sulla Terra, e quindi quando capiscono giuridicamente, economicamente come usarla, perché se io porto tutto quell'oro sulla Terra, l'oro perde valore, e quindi io che ho speso i soldi per andarla a prendere, come li riprendo i soldi? Questo è un altro discorso. Però una volta che sistemano queste cose, quello lo fanno di sicuro. Quindi quello è un progetto possibile. Molto interessante, grazie Edoardo per la tua domanda molto bella. Grazie. Complimenti. Allora, piccola interruzione Luca, perché dobbiamo ricordare una cosa importante. Chiedo alla regia di mostrare il QR code alle mie spalle, perché adesso... grazie no, non è ancora il momento di dire grazie. Eccolo qua. Allora, adesso voi, avete tutto il telefono, non ho dubbi che
No. No, è stato sequestrato. No, non avete più il telefono, ve l'hanno sequestrato. Siccome tutti avete il telefono, siete tutti invitati, brave ragazze. Le ragazze danno il buon esempio, le ragazze in quarta fila. Vi chiedo di inquadratelo tutti per favore e dovete fare tutti per favore un questionario importantissimo, vero Luca che devono farlo? Assolutamente obbligatorio. Bravo. Lo scopo di questo questionario è raccogliere la tua opinione per aiutarci a migliorare e organizzare eventi sempre più interessanti di impatto. Grazie. Quindi la vostra opinione è importante, tanto è molto veloce, mi hanno detto. Così anche per il futuro tutti noi ci miglioriamo, facciamo cose sempre più belle. Insomma, direi... Oramai quest'anno è andata così, vi siete beccati me, ma e nei vi siete prossimi beccati anni un grande ospite. potreste avere qualcosa di meglio. Certo. Ma si può, insomma così, l'anno prossimo sarà ancora più bello, quindi magari dire alla regia, mentre parlano i prossimi ragazzi, tenete comunque il QR code, così appunto i ritardatari magari possono continuare a inquadrarlo. Tocca a te. Ciao. Ciao. Buongiorno, sono Francesco. Francesco. Età? Ci siamo visti prima. 15 anni. 15 anni. Faccio Stava la terza. scattando l'applauso, l'ho sentito. Vai Francesco. Prima ha menzionato moltissimi sistemi, moltissime attività che richiedono... Avvicina un po' il microfono, se no non ti sentiamo. Ha menzionato tantissime attività che richiedono grandi quantità di energia. Come verrà prodotta questa energia su... Come verrà prodotta l'energia nello spazio? Questo è un grosso problema. Finché siamo in zona terra vanno bene i pannelli solari, finché non ti servono quantità di energia spropositate. Per fare quella roba dei cavi non ti bastano pannelli solari, nemmeno se tappezzi la Luna forse. Su Marte già i pannelli solari sono molto più problematici per una serie di ragioni. Noi abbiamo mandato per ora i rover con i pannelli solari, ma Marte è più lontana dal Sole rispetto alla Terra e già comunque un pannello solare sulla Terra, se gli arrivano 100 particelle di luce ne sfrutta 30. Su Marte non gliene arrivano nemmeno 100, gliene arrivano molte meno. E quindi come faccio? Devo ampliare l'area di pannelli solari. Per vivere con i pannelli solari, ma tipo 3-4 case, dovrei avere interi campi da calcio di pannelli solari. Ma a quel punto, a parte che pesa portare decine di chilometri di cavi anche per collegare i pannelli, oltre ai pannelli stessi che pesano, c'è un ulteriore problema che su Marte è pieno di tempeste di sabbia e infatti noi abbiamo perso rover non perché si sono rotti, ma perché si è depositata sabbia sui pannelli e quindi non hanno caricato più. Ora, un conto è tenere pulito un pannello di qualche metro quadro, ma interi campi da calcio di pannelli come fa a tenerli puliti? E allora qualche tempo fa si è iniziato a ragionare sui reattori nucleari a fissione. Perché? Perché in teoria, ad esempio, l'Agenzia Spaziale Europea aveva chiesto a un'azienda che produce i reattori nucleari dei sottomarini nucleari: voi quanto riuscite a farcelo piccolo un reattore? E questi gli hanno detto una cabina del telefono. Oggi non esistono più le cabine del telefono, pensate a un armadio. E questi hanno detto bella idea l'armadio, lo possiamo portare un armadio su Marte, fateci un progetto. E questa azienda è ritornata qualche tempo dopo e ha detto abbiamo un problema, non sappiamo come raffreddare il reattore. E l'ESA gli ha detto come fate a raffreddarlo nei sottomarini? Beh, nei sottomarini c'è tutta l'acqua dell'oceano che passa e tira via calore. Su Marte no, non abbiamo l'acqua, l'aria è rarefatta, quindi non tira via calore, quindi il reattore si surriscalda, è un problema. E quindi stiamo ragionando, è un problema grosso perché noi abbiamo acqua su Marte, quella che conosciamo, al polo sud per dire. Quindi se vogliamo che gli astronauti abbiano acqua, sarebbe bello mandarli al polo sud. Ma c'è più luce all'equatore. E quindi se vogliamo che abbiano i pannelli solari per l'energia devono stare all'equatore, ma non possono avere i pannelli all'equatore e portare energia al polo sud perché si disperde tutto durante la strada e quindi il problema energia è grossissimo. Non lo sappiamo, al momento non abbiamo preso una decisione definitiva, all'inizio cominceremo con i pannelli, ma non sono la strategia probabilmente migliore. Per i reattori dobbiamo trovare il modo di non farli surriscaldare. Grazie mille. Grazie mille, bellissima domanda. Adesso vai tu, fai vedere anche a lei che sei coraggioso. Fai vedere. Dopo tocca a te, te lo dico. No, tu, vieni qua davanti, vai.
Come ti chiami? Diego. Diego, età? 13 anni. Non te lo ricordi? Sì, ci ha pensato. Vai, Diego, 13 anni. Vai, Diego. Allora, secondo lei, tra 1000 anni... Secondo lei, perché ti dà del lei, Secondo te, sì. Vuole il tu. Dammi del tu. Quindi secondo te? Tra 1000 anni, quanto sarà sviluppata l'umanità nell'ambito aerospaziale? Allora, quindi stiamo partendo dal presupposto che fra 1000 anni l'umanità c'è ancora. E già è un presupposto ottimistico importante. Tempi, esatto. Oddio, ho dei dubbi. No, però è un presupposto ottimistico importante. Quanto sarà sviluppata a livello aerospaziale? Non te lo so dire, perché la storia umana è piena di momenti in cui noi abbiamo investito un sacco di risorse in qualcosa e poi lo abbiamo abbandonato completamente. Mi verrebbe da pensare che lo spazio sarà sempre più presente nelle nostre vite, perché la tecnologia sarà sempre più presente nelle nostre vite e quindi saremo sempre più evoluti, ma dall'altra parte io non escludo l'idea che a un certo punto, causa una guerra, causa un cambio di prospettiva dell'umanità, si decida che in fondo dello spazio non frega più niente a nessuno. Magari ci sarà, perché non lo posso prevedere da qua a 1000 anni, una riduzione mostruosa della popolazione, cioè adesso siamo 8 miliardi e 250 milioni di persone, e se torniamo a essere mezzo miliardo, ce ne frega davvero qualcosa andare fuori nello spazio? Adesso siamo anche 8 miliardi e 250 milioni di cervelli che pensano come far evolvere l'aerospazio. Se siamo mezzo miliardo di cervelli non interessati all'aerospazio, torniamo a zero. Quindi quanto saremo avanti? Io ti dico che se non perdiamo l'interesse, noi abiteremo mondi intendo anche lune in generale, del sistema solare, e proveremo a spingerci a trovarne di nuovi fuori dal sistema solare. Se invece perdiamo interesse potremmo essere all'800, quindi non so dire. Molto interessante, grazie mille Diego, grazie mille, non ho toccato a te, te l'avevo promesso, vieni, dai. Se lei... Vogliamo fare un applauso di incoraggiamento? Vai che ce la fai! Se n'è pentita 7 volte. Guardala, vedi? Come ti chiami? Maya. Maya. Maya, un applauso fortissimo a Maya! Che in Quanti questo anni momento hai? vorrebbe 15. essere da tutt'altra parte Esatto. del mondo, credo. Vai sì. Maya, sono qui con te, ti aiuto, ti Vai. supporto, prendi pure il microfono che è tutto tuo e la domanda, vai. Ok, allora abbiamo detto che vivere su Marte o sulla Luna è praticamente impossibile. Dicono È già scomodo. Dicono già brava, hai sentito i fan È dicono scomodo. i fan dicono brava a prescindere. Brava, sì, a prescindere. E secondo lei ci può essere che magari fra tanti anni si riesce a costruire qualcosa che ci fa andare in un altro sistema solare, a vivere in un pianeta come la Terra? In un posto più comodo. Allora, Ce l'hai fatta? Tieni il microfono. problema sistema solare lo abbandono. Allora, al momento il record che noi abbiamo di velocità nello spazio è 192 km al secondo, che è un fracco di, cioè è tantissimo, 192 km al secondo. Cioè non ho idea di quanto disti Bologna, ma vuol dire che in uno schiocco di dita siamo a Bologna. Bello. Basta per fare le distanze spaziali? Assolutamente no. La luce, che viaggia a 300.000 km al secondo, quindi fa 7 giri e mezzo della Terra ogni secondo, la luce ci mette 4 anni abbondante ad arrivare al prossimo sistema stellare. Cioè se parte dal Sole ci impiega 4 anni, 23 ad arrivare al prossimo sistema stellare. E noi che viaggiamo a una velocità infinitesima della luce ci metteremmo migliaia di anni. Però questo con la tecnologia attuale e soprattutto la scienza attuale ha dei vincoli fisici su che velocità tu puoi raggiungere. Magari fra 100-200 anni scopriamo che quei vincoli non ci sono davvero e ci cambiano le prospettive. Con le prospettive attuali la vedo molto difficile, vedo più possibile trovare modo di adattarci noi, e visto che prima ho citato Luca Parmitano, lui dice spesso che
se vogliamo diventare una specie multiplanetaria, noi dobbiamo anche fare probabilmente ingegneria genetica su di noi, cioè fare in modo che sviluppiamo di nuovo la coda. Lui dice, io nello spazio, quando continui a svolazzare non hai punti di riferimento e quindi devi... Ragazzi, grazie, più che altro ho un'età, la voce l'ha perdo. Ad esempio nello spazio lui dice, io devo continuamente puntare entrambi i piedi perché svolazzo e la mano per tenermi fermo, quindi avere 3 punti d'appoggio. Questo però mi lascia libero solo una mano. Se io devo vivere nello spazio tutto il tempo così, la coda è comodissima. Se poi è una coda prensile, wow, oppure i piedi prensili. E quindi lui discute del fatto che bisognerà scegliere se davvero vogliamo diventare una specie multiplanetaria anche dal punto di vista etico. Voglio cambiare l'umanità? Se la voglio cambiare, allora si lavora in quella direzione e quindi magari ci sarà un momento in cui noi potremo o vivere vagando per lo spazio con la coda e i piedi prensili, o ci saremo talmente tanto abituati ai nuovi mondi del sistema solare da abitarli perfettamente. Al momento noi non ci stiamo adattando fisicamente a vivere a quel mondo, stiamo cercando di risolvere con la tecnologia i problemi che abbiamo. Sono 2 approcci diversi, vediamo. Quindi è possibile che raggiungeremo altri mondi? Magari sì, perché fra 200 anni scopriamo che è fisicamente possibile farlo, oppure decideremo di mandare una città che per 1000 anni viaggia nello spazio verso il prossimo sistema stellare. Chi lo sa? Beh, sfide interessanti direi. Grazie mille Maya, bravissima, Grazie. ce l'hai fatta, visto? Prego, prego, vieni, vieni. Come ti chiami? Diego. Anche tu Diego. Sì. Età? 14. 14, vai. Ma 60 anni fa che siamo andati sulla Luna. Sì. Come mai adesso non riusciamo più ad andare? Perché non andiamo più sulla Luna? Allora... Sai che questa è una delle domande più fatte su Google Sì, dai certo. complottisti, no? Cioè 60 anni fa siamo andati, perché non andiamo più sulla Luna? Allora, parto dal dire che non è vero che non andiamo più sulla Luna, ci andiamo in continuazione ma con i rover, cioè con i robot e non con le persone. Perché? Perché quando noi siamo partiti per la Luna con le missioni Apollo, io uso sempre il noi, perché per me ci siamo andati come umanità, a me che ci siano andati gli americani, i sovietici, i cinesi, non frega niente, umanità. Quando come umanità abbiamo deciso di andare sulla Luna era un periodo storico, politico, militare, in cui partire con la metà delle probabilità di morire era del tutto normale. Il primo statunitense umano nello spazio, vi ho detto il primo è stato una scimmia, ma il secondo è stato un essere umano, Alan Shepard, decolla con un razzo che aveva una probabilità di esplosione al decollo del 57,5%. Cioè lui 6 su 10 era morto. Era accettabile perché al massimo sarebbe stato eroe di guerra. Oggi se la probabilità di morte degli astronauti al decollo arriva all'1%, non viene minimamente approvata la missione, perché è cambiato fortunatamente anche il clima pubblico e l'opinione politica anche della cosa. Quindi questa è una prima cosa, tu devi abbattere il tasso di mortalità di oltre 50 volte, con sempre meno soldi, perché li tagliano continuamente. Quindi cosa fai? Mandi dei robot. Se il robot si spegne, non funziona, eccetera, ti sgridano, ma non tantissimo. Se ammazzi una persona, chiudono il programma spaziale. Quindi questa è la prima cosa. Ciò detto, non c'era neanche la volontà politica di farlo, né la volontà... considera che quando noi siamo andati sulla Luna c'era presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Nixon fa arrivare Apollo 11, la prima missione, e dice: ci siamo arrivati, chiudiamo il programma Apollo. Lo convinceranno di volta in volta ad aggiungere una missione dicendo no, la prima missione Apollo 11 è andata bene per fortuna, perché hanno avuto un sacco di problemi, nessuno parla mai dei problemi di Apollo 11, ma ci stavano rimanendo lì in 1000 modi, e quindi la NASA dice dobbiamo dimostrare che sappiamo farne una fatta bene, quindi Nixon paga Apollo 12. Apollo 12 funziona bene, ma non al 100%, allora convincono Apollo 13. Apollo 13 fallisce e quindi lo convincono a fare 14 perché così riprendono, insomma arrivano fino al 17 così e poi chiudono tutto. Ma all'epoca non solo Nixon non voleva pagare, ma se tu chiedevi al 50% degli americani
Vi piace andare sulla Luna? Il 50% degli americani vi avrebbe detto no. Quindi la volontà della popolazione che vota i politici crea anche la volontà politica. Negli ultimi decenni nessuno voleva andare sulla Luna. Se tuttora voi dite spendiamo questi soldi per andare sulla Luna, la risposta è ma abbiamo tanti problemi sulla Terra, perché dobbiamo spendere tutti questi soldi per andare sulla Luna? E quindi finché non c'è la volontà della popolazione non c'è la volontà politica, finché non c'è la volontà politica non si va sulla Luna. C'è stata la volontà politica da parte di Trump di dire ci andiamo entro il 2024, allora si è smosso qualcosa, ma poi Trump se l'è già mezza rimangiata, quindi adesso Trump dice andiamo su Marte. Quindi questa è tutta una serie di ragioni, ma principalmente ti dico perché è molto più facile andarci con i robot piuttosto che con le persone. Con le persone è più mediaticamente importante. Quindi abbiamo smontato i complotti, diciamo, sul perché non siamo più tornati sulla Luna. Non smonterai mai il complotto, difficile. però, Uno ci però proviamo. non deve mai arrendersi. No, esatto. Grazie Diego, grazie mille. Puoi pure passare il gelato al tuo collega. Ciao. Benvenuto, come ti chiami? Ciao. Pedro. Pedro. Sì. Età? 16. 16. Vai Pedro. Ciao, vorrei sapere com'è nata questa passione. Per lo spazio? Allora, Perché anche tu hai io questa sono... passione? Ti piace? Più o meno, sì. Più o meno. Sì. Allora, mia madre era insegnante di fisica, quindi io sono cresciuto in una casa piena di fisica, di libri di fisica, o mi facevo piacere la fisica o mi sparavo. Questa era la prima grande scelta che avevo. Ho deciso di farmi piacere la fisica, non era obbligatorio, io ho una sorella 2 anni più grande, mia sorella ha finito con l'odiare la scienza, infatti ha fatto la cosa più lontana dalla scienza che ci sia nella mia testa e dalla razionalità, cioè giurisprudenza, e quindi io ho scelto però invece che la fisica mi piaceva perché mi ha dato uno sguardo sul mondo che è tutto è gioco. Io lo dico spesso, qualcuno si arrabbia perché sembra che io sminuisca il valore della scienza, per me la scienza è un grande gioco, dico sempre che l'universo è il videogioco più grande del mondo, livelli infiniti, e siccome a me piace giocarlo io ho la certezza che lo giocherò per tutta la mia vita. A posto, mi basta così. Perché poi lo spazio nello specifico, la fisica mi piaceva perché appunto voleva dire chiedersi il perché di tutte le cose. Io dico sempre che gli scienziati sono dei bambini mai cresciuti. Quando tu sei bambino chiedi perché, al quarto perché tendenzialmente la società ti abbatte. Se non ti abbatte forse diventi scienziato. Quindi a me piaceva chiedermi il perché delle cose. Ho deciso di fare spazio nello specifico perché quando avevo circa 10 anni, nel giro di veramente pochi mesi, io ho visto 2 dei miei film di fantascienza preferiti, che sono Stargate, in cui ci sono tipo degli astronauti che finiscono in un pianeta che sembra l'antico Egitto, quindi univa spazio ed Egitto, che erano 2 cose che mi piacevano. Ho visto Star Wars, che mi mostrava nuovi mondi, e ho letto, la NASA per il mio 11° compleanno ha mandato una sonda su Marte, non perché l'ha fatto per il mio compleanno ovviamente, ma io faccio gli anni il 4 di luglio, che è una festa nazionale statunitense, esatto, e quindi ogni tanto la NASA mi regala delle sonde, e quindi hanno mandato questa sonda su Marte ed era la prima sonda dell'epoca moderna, quindi tutti i giornali non parlavano di altro all'epoca e io ritagliavo i giornali di mio nonno mettendomi da parte queste cose su Marte. Quindi Stargate, Star Wars, sonda su Marte, e poi ho letto un libro, visto che è stato citato prima, Piero Angela. Io ho avuto la fortuna poi di lavorare qualche anno con Piero, e Piero Angela scrisse un libro che si chiamava Viaggio nel Cosmo, in cui lui immaginava di stare su un'astronave e esplorare il cosmo. È stato il primo libro di divulgazione scientifica che io abbia mai letto, e quella cosa lì mi ha fatto dire ok, voglio fare spazio. E infatti quando poi ho conosciuto Piero e abbiamo iniziato a collaborare, io la prima cosa che gli ho detto è stato portargli il libro, e gli ho detto adesso me lo firmi perché è colpa tua se sono qua, e lui mi ha scritto proprio a quanto pare è colpa mia, e quindi così è nata la mia passione, con i film, con le notizie del mondo che recepivo e con un libro che ho letto. Bravo Pedro, grazie mille della domanda, grazie. Allora, ne approfitto per dire che, vieni qua,
Allora, dovete compilare il questionario perché io sono il vostro promemoria, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta, Luca, abbiamo tanti ragazzi, quindi diciamo che ti chiedo risposte proprio un tweet a ragazzi, anche che voglio che tutti rispondano, quindi mi raccomando, mi raccomando fare il questionario, voglio che tutti lo facciate, quindi, perché è importante, quindi mi raccomando fatelo tutti, voglio vedervi con il telefono che inquadrate il QR code, io vi controllo anche il piano là sopra, sai che c'è anche il piano là sopra, lo sai? Vogliamo salutare l'ultimo piano? Ciao, ci vedete, ci sentite? Sì, circa. Tutto bene. Fantastico. Salite intanto ragazzi, salite pure tutti. Migrate sul palco. Esatto. Vogliamo fare un applauso agli ultimi volenterosi, bravissimi della mattinata. Sono tanti, Quindi fare 6, 9, 12, 15. Ok, ho 2 minuti massimo a risposta. Va bene, esatto, mi dicono che abbiamo massimo una mezz'oretta. Va bene. Quindi un tweet a testa, prego, tocca a te. E mi raccomando il questionario, non mi fate arrabbiare. Vai, prego. Ciao. Salve, la mia Come ti chiami? Elisabetta. Elisabetta, età? 14. 14, vai Elisabetta. Guarda, c'hai i fan. C'è la clac, esatto. Anche Barbara Gallavotti ti fa l'applauso per sostenerti, quindi un applauso importante. Vai. Secondo me la gente sta pensando di andare a vivere... Non sentiamo, avvicinati. Secondo me la gente sta pensando di andare a vivere sulla Luna e su Marte, non per fatti culturali, ma perché sa che il mondo sta andando a rotoli, più o meno. Volevo sapere cosa ne pensi. Allora, dici meglio andare fuori. Esatto. Elon Musk, visto che è stato citato prima più volte, Elon Musk ha proprio detto che Marte sarà la nostra seconda possibilità. Lui lo dice per ragioni di marketing nella mia testa. Io continuo a dire che è molto più facile mantenere abitabile la Terra piuttosto che andare a rendere abitabile Marte. Siamo in un momento difficile della Terra? Sì. Stanno cambiando gli ecosistemi? Sì. Riusciremo completamente ad annullare la crisi climatica? No. Possiamo mitigarla, cioè renderla meno pericolosa, però anche nello scenario peggiore, quello in cui non facciamo nulla e ci stiamo impegnando a non far nulla, però in generale anche con lo scenario peggiore, con un aumento di 4 gradi della temperatura media sulla Terra, che è tantissimo, cioè ecosistemi che vanno a rotoli, la Terra rimarrà 10 volte più abitabile rispetto a Marte. Quindi io quando leggo la frase che avrete visto, non c'è un pianeta B, è quella cosa lì, l'astrofisica te la dice in modo chiaro, non c'è un pianeta B. Possiamo andare a abitare Marte per brevi periodi, a visitare e esplorare Marte, ma non sarà mai davvero la nostra casa, lo diventerà per qualche generazione futura, ma la nostra casa come specie è la Terra, noi ci siamo evoluti per vivere sulla Terra e la Terra comunque ci offre l'opzione migliore da qua ai prossimi secoli e quindi è qui Questa che è la dobbiamo certezza. giocarci le nostre carte, non su Marte. Grazie mille. Puoi passare il gelato al tuo collega? Ciao. Ciao. Wow! Tu secondo me lì c'hai i tuoi compagni di classe. E anche lì sopra. Ecco, sopra, a li ha posto. sparsi per il teatro così che sembrasse che tutto il teatro lo applaudisse. Certo. Come ti chiami? Kevin, allora, Kevin, età? 16. Vai. Allora, ti volevo chiedere, essendo che prima hai parlato di Marte, di vivere a Marte e sulla Luna, tu andresti mai a sperimentare la vita lì sopra? No. Ah, No, vedi? allora, cioè, interessante. Uno deve conoscere i propri limiti, esatto. Io ho deciso di studiare lo spazio da terra e non dallo spazio perché mi sono guardato allo specchio e ho detto tu campi 15 secondi nello spazio. Quindi è una cosa, cioè io da sedentario ho detto lo studio dal divano. No, però in generale la questione è io vorrei visitare, cioè fare turista spaziale o brevi periodo nello spazio, sì. Cioè mi dici vai 3 mesi nello spazio? Sì. Vai 6 mesi nello spazio? Parliamone. Vai 6 anni nello spazio? Neanche morto. Cioè questa è la cosa. A me, quando ero un attimo più giovane e più in forma, io ho avuto la grossa possibilità di andare a vivere 14 mesi in Antartide e lì mi sono proprio fatto delle domande, ero a cavallo dei 30 anni, e mi sono detto, ha senso
devastare completamente la mia vita sociale per 14 mesi a cavallo dei 30 anni e mi sono detto lo faccio un po' più avanti. Non so se lo farò mai, probabilmente no, però diciamo che ognuno deve anche pensare realisticamente cosa può, cosa non può fare. Io sarà che sono pessimista, mi sono sempre autotarpato le ali. Una volta Parmitano mi ha sgridato per questa cosa, mi fa perché non hai fatto domanda per diventare astronauta? L'ho guardato e ho detto Luca dai guardami, mi fa la dovevi fare a prescindere, vabbè la dovevo fare a prescindere, mi avrebbero detto di no. Però il punto è, io sono veramente convinto che noi qui abbiamo la vita potenzialmente migliore che possiamo avere come specie. Dobbiamo solo trovare il modo di metterci d'accordo, che è la cosa più difficile probabilmente da fare, ma un conto è che io vado a visitare un posto che potenzialmente è super affascinante. Cioè Buzz Aldrin, secondo uomo che ha messo piede sulla Luna, ha descritto la Luna quando è sceso come una magnifica desolazione, che comunque non è la più grande recensione TripAdvisor che io possa leggere. Però ecco, magnifica, quindi probabilmente andrei a vederla. Ma viverci, ma di cosa stiamo parlando? Cioè adesso, noi poi siamo autocritici alle volte anche troppo su quello che abbiamo, ma dovremmo renderci conto che siamo fortunati. Grazie mille, grazie Kevin. Grazie Kevin. Ciao. Ciao. Sono Christian, ho 16 anni. Vai. Volevo chiedere se potevi suggerire dei percorsi scolastici per diventare astronauta. Astronauta, al momento il percorso scolastico è qualunque laurea scientifica, qualunque cosa ti venga in mente, qualunque laurea scientifica e ingegneria, no scherzo, questa era una battuta per gli ingegneri, no però in generale qualunque cosa scientifica va bene al momento, ma vi posso dire una cosa, tu hai 16 anni hai detto, 16 anni vuol dire che fra una quindicina sarai nel pieno della tua maturità fisica come vengono concepiti gli astronauti, una trentina d'anni. Da qua a 15 anni io non escludo che il vincolo della laurea scientifica sia saltato, perché se l'idea è avere sempre più gente che va nello spazio, abitare lo spazio, la Luna o l'orbita o quello che sarà, a un certo punto serviranno i poeti nello spazio che narrino ciò che vedono, perché adesso se tu prendi un fisico, un ingegnere aerospaziale, gli dici narra al resto dell'umanità la bellezza della Terra vista dallo spazio, non sappiamo parlare alla gente, un poeta sì, serviranno artisti, serviranno musicisti, quindi al momento io ti posso dire che serve una laurea scientifica, non sono sicuro che fra 15 anni servirà ancora una laurea scientifica, quello che ti posso dire di sicuro è impara più lingue che ti vengono sotto mano, perché quello servirà, ovviamente l'inglese obbligatorio, se impari il russo è comodo, se impari il cinese è molto comodo, quindi non è obbligatorio, però diciamo che quando la selezione astronauti è una roba non proprio banale, migliaia di concorrenti per 5-6 posti, quindi avere delle frecce in più al tuo arco è comodo, le lingue sono sicuramente una freccia al tuo arco, stare bene fisicamente, cioè mantenerti in forma è una freccia al tuo arco, avere una laurea scientifica al momento è fondamentale. Ah, perché tu vuoi diventarlo? Utile. Boh, no, non penso. Però dico, non penso. Potrebbe essere un'opzione? Dopo oggi non penso. Non lo sai. Vabbè, è un'opzione vedremo. che ti puoi tenere aperta. Ci aggiorneremo più avanti. Ci aggiorneremo più avanti, Grazie. magari sì, magari no, però ecco, in generale nella vita se impari le lingue fa bene. È sempre Grazie. utile. Esatto. Grazie a te, puoi pure passare il microfono al tuo collega. Benvenuta. Ciao. Ok, ciao, mi chiamo Sveva Laura e ho 15 Come ti anni. chiami? Sveva Laura. Sveva Laura. Bel Sì, nome, grazie. come mia nipote. Quanti anni hai? 15. 15. E volevo chiedere quanta matematica si deve sapere per organizzare un viaggio spaziale? Per organizzare? Un viaggio nello spazio. Un viaggio nello spazio. Allora, per organizzarlo devi conoscere un sacco di matematica. Per prenderne parte ne devi conoscere un po'. Allora, dicevo, per organizzare un viaggio spaziale devi conoscere tutta la matematica del mondo. Per prendere parte a un viaggio spaziale devi conoscerne comunque un po'.
ma da qua ai prossimi decenni non è detto che sia un requisito fondamentale. È utilissimo perché la matematica ti aiuta a risolvere situazioni di emergenza nello spazio e quindi delle questioni di base le devi sapere affrontare. Però nel momento in cui ci sarà il turismo spaziale, nel momento in cui ci saranno comunità sempre più ampie da creare nello spazio, così come io potrei dirvi che la matematica è fondamentale per affrontare la vostra vita sempre, quindi studiatela a prescindere, anche se non farete matematica nella vita, la matematica vi serve. Quando a livello politico vi raccontano che in una piazza ci sono 2 milioni di persone, se uno si fa due conti sono 25 persone a metro quadro, con la matematica scoprite se vi stanno raccontando delle scemenze oppure no. Quindi la matematica vi serve sempre, ma così come sulla Terra in questo momento c'è gente che abita la Terra senza conoscere la matematica, in un futuro dello spazio ci sarà gente che abita lo spazio senza conoscere la matematica. Ciò detto, se vuoi aiutarti a sopravvivere, sia sulla Terra ma soprattutto nelle emergenze spaziali, un po' di matematica la devi conoscere. Quindi se non ti piace devi fartela un po' piacere. Devi fartela un po' piacere, vedila come uno strumento utile, Esatto. non ti piace necessariamente, può essere un farmaco, non ti piace necessariamente prenderlo, però ti serve. Va bene? Grazie a te Sveva, Laura. Ciao. Ciao. Ciao, Come ti chiami? sono Sara Vittoria. Sara Vittoria? Avete tutti il doppio nome praticamente. Doppio nome, sì. Sveva ordine Laura, Sara obbligatorio. Vittoria, bellissimo. E stava ragionando su quale età avesse, tra l'altro. Proprio Quanti guardate in Ho 15 anni. 15 anni, ok. E lei prima aveva menzionato... Tu prima hai menzionato, sì. Ok. E la materia oscura. Sì. Vorrei sapere come mai l'avete chiamata materia oscura, oltre al fatto che chiaramente non sappiamo bene. Allora, esatto, ha un doppio significato. Da un lato è una materia che non vediamo, non emette luce. Noi chiamiamo la materia che conosciamo materia luminosa, perché letteralmente se io ti do fuoco tu emetti luce, cioè è una cosa brutta da dire, però è praticamente in soldoni la definizione. O comunque interagisci con la luce. In questo momento la luce del faro si riflette sulla tua pelle, su di te e quindi io posso vederti. La materia oscura non interagisce con la radiazione elettromagnetica, quindi la luce, se non in minimissima parte, interagisce solo gravitazionalmente, come se io da non vedente sentissi la tua presenza gravitazionalmente ma non ti potessi vedere. Quindi l'abbiamo chiamata oscura perché non la vediamo, ma è anche oscura perché non abbiamo idea di come sia fatta. Cioè, quando noi proviamo a immaginare come sia fatta questa materia, non lo capiamo. E l'altra cosa che ci manca è l'energia oscura, e quella è ancora più oscura non solo perché non la vedo, ma perché proprio non ho la più pallida idea di come sia fatta. La materia oscura ho delle ipotesi che non siamo mai riusciti a verificare, per ora in 40-50 anni. La energia oscura fatico anche con le ipotesi. Quindi quando senti parlare di universo oscuro è perché è oscuro, sia perché è buio, sia perché non lo capiamo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Ciao. Sono Morgan, ho 14 anni. Morgan. Morgan. Sì. Ho Età? 14 anni. 14. Volevo chiederle, lei secondo lei Sei partito col ciao, dammi del tu, per favore. Sì. volevo chiederti, secondo te ci sono altre forme di vita nello spazio? Allora, qui ti voglio. Per un fisico è una scommessa molto semplice. Ci sono altre forme di vita lì fuori nell'universo? Sì. Ma non perché, cioè, diciamo che se uno guarda i numeri, noi siamo un pianeta che è uno di 600 miliardi di pianeti probabilmente nella nostra galassia e ci sono 2000 miliardi di galassie come la nostra. Ora, le probabilità sono che o ci sono tanti pianeti abitati lì fuori o ci sono pochi pianeti abitati lì fuori. E è difficile che, diciamo, noi abbiamo la fortuna di essere l'unico pianeta abitato di 2000 miliardi di galassie,
è più facile pensare che ce ne siano tanti lì fuori. Magari con forme di vita diverse. Assolutamente, tra l'altro io sono dell'idea che se troveremo mai un alienino non sarà bipede, cioè io sulla forma bipede non scommetterei un centesimo. Non saranno quindi persone, potrebbero essere completamente diversi. Io se devo scommettere così per gioco, sono degli enormi polpi. Ah, polpi? Sì, perché noi abbiamo trovato un sacco di pianeti che potenzialmente sono grandi oceani che coprono l'intera superficie. Il polpo ha una cosa molto utile, cioè la sua fisiologia gli consente di scendere a diverse profondità reggendo bene le pressioni, e quindi se io dico là fuori è pieno di oceani e mi serve una roba che vada su e giù, polpo. Quindi se io devo scommettere, polpi. Essere bipedi, noi siamo fatti malissimo, cioè se io inciampo e sbatto la testa muoio, quindi siamo instabili, però abbiamo avuto la fortuna di essere adatti a questo ambiente, quindi ci siamo sviluppati, però non scommetto. O anche i ragni, se devo scommettere ragni, hanno tante zampe, sono stabili, hanno un ottimo rapporto tra massa e potenza muscolare, diciamo di movimento. Ma secondo te ci potrebbero Ragni. essere altre terre dove ci sono delle persone, degli esseri umani? No. Dove c'è una vita come la nostra? Allora, i numeri sono talmente Considerando che grandi, sono migliaia esatto, di galassie, i numeri sono no? talmente grandi che potrebbe esserci, però ecco, io se devo scegliere non punto in Tu sei quella per il direzione. Però ecco, vita aliena sì, magari microbi, magari polponi, non lo so. UFO no. Ok, grazie. Grazie mille. Allora, quanti ne mancano ancora? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobbiamo fare anche la foto finale. Vai, facciamo proprio rapidissimo. un tweet a testa. Vai, tu che ci sei provo. social. Sì. Un tweet a testa, vai. Ok. Ciao, io sono Aurelio, ho 14 anni. Allora, adesso mi sto comunque un po' addentrando nel mondo della costruzione di comunque razzi. Ok. E comunque volevo chiederti, secondo te, se è stata una buona idea da parte di Bezos di comunque pensare a questo turismo spaziale e di fare anche la stazione spaziale privata solo per il turismo. Ok, un tweet. Sì, perché ci guadagnerà un sacco di soldi. Sì, per quanto mi riguarda, perché comunque svilupperà grandi tecnologie in un modo o nell'altro. Sarà il turismo spaziale un qualcosa di molto presente nelle nostre vite non prima di 30 anni, però tra 30 anni noi guarderemo indietro probabilmente e diremo wow, senza lui e le persone come lui che ci hanno investito sopra non saremmo qua. Quindi molto utile. Grazie mille. Grazie mille. Vai. Ciao, mi chiamo Vittorio, ho 14 anni anch'io e la mia domanda era, abbiamo parlato poco di Venere, hai menzionato però che potremmo vivere tipo città fluttuanti. Sì. Per mia ignoranza purtroppo non so tanto su questo aspetto qua, ho visto un paio di video, ho letto qualche articolo ma non so tanto. Allora, Venere è un posto terrificante, ci sono 470 gradi di temperatura massima, c'è la stessa pressione che noi abbiamo tipo nella fossa delle Marianne, quindi tu scendi e vieni accartocciato come una lattina vuota, piove acido solforico che non è la condizione migliore che mi venga in mente, quindi Venere fa schifo. Ciò nonostante siamo riusciti negli anni 70 i sovietici a mandare delle sonde che sono sopravvissute per un po'. Il punto qual è? È che non è un posto dove vorreste andare a vivere, ma Venere fa così schifo perché ha uno strato di nubi incredibilmente denso. Queste nubi sono molto stratificate per decine di chilometri, c'è una zona, una cinquantina di chilometri di quota in cui ci sono 20 gradi e piove acqua e non acido solforico. E quindi l'idea è, io posso costruire una città fluttuante? Su carta sì. Dove la faccio? Beh, mi regolo la densità dei miei palloni fluttuanti in modo da stare a 50 km di quota, sotto c'è l'inferno, però lì ci sono 20 gradi e piove acqua. Ok, vado là. Quindi è rimasto solo al punto teorico, non ci sono ancora state... Non ci sono progetti pratici, ma è una cosa su cui si discute. Comunque. Ok. Discussione in corso. Grazie mille. Tocca a voi. Vai. Ti stavo colpendo col microfono. Ciao, sono Daisy, ho 13 anni e Piacere. volevo chiederti qual è secondo te la scoperta più importante in ambito astrofisico. Che abbiamo fatto recentemente, Sì. onde gravitazionali, potreste averle sentite nominare, le abbiamo scoperte esattamente 10 anni fa.
erano una cosa prevista da Albert Einstein più di un secolo fa. Le onde gravitazionali sono onde sismiche che si perturbano nell'universo, cioè l'universo viene percorso da onde sismiche. Quindi le onde gravitazionali. Sì, hanno un enorme vantaggio. Se questo è il pavimento dell'universo, che si chiama spazio-tempo, la luce è una pallina che rotola sul pavimento, ma se io la faccio rotolare in quella direzione, in mezzo c'è la cassa, la luce sbatte sulla cassa e non passa oltre. L'onda sismica passa oltre, il che vuol dire che se io sono lì in fondo, la Terra è lì in fondo, riceve informazioni dall'onda sismica anche se in mezzo ci sono un sacco di robe. Questa cosa fa sì che noi abbiamo nuovi occhi sul cosmo che possono vedere anche se la visione normale è oscurata, e quindi ci sta aprendo un mondo di conoscenze incredibili. Onde gravitazionali, grazie mille, grazie. Tocca a te. Ciao, sono Ciao. Giorgia, ho 14 anni, da quando sono veramente piccola che sono appassionata dello spazio e voglio fare l'astronauta, e quindi ho scelto una scuola... Tu vuoi fare l'astronauta, Sì. quindi è proprio la giornata per te questa. Esatto. Volevo chiedere quale delle missioni programmate in futuro, non troppo avanti, sono quelle da tenere più sotto controllo, che potrebbero fare delle scoperte più interessanti. Allora, vabbè, se vuoi fare l'astronauta, la missione che devi assolutamente seguire, si spera fra febbraio-aprile prossimo, è Artemis 2, 4 persone che girano attorno alla Luna, sicuramente sì. Da qua a 5 anni il tornare in maniera stabile sulla Luna con gli astronauti è un'altra cosa che ti direi di seguire molto approfonditamente. Missioni scientifiche invece ce ne sono un po', e principalmente nei prossimi anni noi studieremo le lune di Giove. Le lune di Giove sono dei posti che noi abbiamo considerato a lungo non abitabili, dopodiché ci siamo resi conto che probabilmente sono uno strato di ghiaccio con sotto un oceano liquido d'acqua. Quindi c'è un sacco di acqua. Un sacco di acqua vuol dire o potenzialmente vita o comunque andarci a vivere noi. Quindi a proposito di mondi, non le ho citate prima perché sono per ora lontane, ma se devo pensare a qualcosa che potrebbe essere rivoluzionario, lo studio delle lune di Giove, e ci sono delle missioni che noi abbiamo mandato che in questo momento stanno facendo la strada verso Giove. Quindi a breve lì avremo delle informazioni. Quindi ti direi missioni robotiche, quelle, missioni umane, quelle del ritorno sulla Luna, che potrebbero iniziare fra 3-4 mesi. Grazie mille. Grazie a te. E in Ciao. bocca al lupo, quindi. Bocca al lupo, In bocca al lupo, assolutamente. forza, forza. Vai. Sono Luigi, Ciao. ho 15 anni e le volevo chiedere, prima ha menzionato gli asteroidi e come l'umanità può usufruire dei beni degli asteroidi? Possono essere sostanzialmente smontandoli pezzo a pezzo e usandoli come se fossero grandi miniere, perché l'idea è che non stai devastando un ecosistema. Cioè l'asteroide, per quanto ne sappiamo noi, è disabitato completamente, è pura roccia, non c'è un ecosistema appunto da salvaguardare, o meglio, c'è comunque, ma abbiamo deciso, cioè nel senso ci potrebbe essere comunque, ma abbiamo deciso che quello è sacrificabile, piuttosto che sacrificare gli ecosistemi terrestri, quindi è costi-benefici, e è pieno di materie, se avete sentito parlare delle terre rare, che se ne parla tanto, ma in Ucraina. Esatto, tutta la tecnologia green che usiamo, dalle pale eoliche alle auto elettriche, si basa su di quelle, gli asteroidi ne sono piene. Titanio, che è il materiale più resistente che abbiamo per andare nello spazio. Quindi, insomma, ci sono materiali è tutto lì, importanti. platino, oro, diamanti probabilmente, pieno di roba, Wow. e quindi li useremo. Il problema è capire appunto come li smonto pezzo a pezzo lì con i robottini e porto i pezzi di roccia qua, avvicino l'asteroide pericoloso, allora lo avvicino magari attorno alla Luna, che se mi scappa finisce sulla Luna. Certo, se sotto c'è la città lunare è un problema uguale, però è un problema minore rispetto alla Terra. Cioè, queste sono le cose che stanno ragionando al momento. Grazie. Grazie mille a te. Puoi passare pure il microfono? Vai. Salve, sono Luca, ho 15 anni. La mia domanda è, le compagnie spaziali usano l'intelligenza artificiale? Se sì, che ruolo ha? Sì, la usano e la useranno sempre Ancora di non più. avevamo citato l'intelligenza No, artificiale, vero. tanto cara la curatrice Barbara Gallavotti. Ci ha fatto Tra l'altro, che ha fatto programmi, quinta esatto, dimensione, eccetera. siamo in un periodo storico
mi riaggancio solo alle onde gravitazionali, noi le studiamo con l'intelligenza artificiale, almeno un paio di intelligenze artificiali sono state sviluppate, uno per migliorare gli strumenti con cui studiamo le onde gravitazionali, l'altro per analizzarle meglio, proprio i segnali che ci arrivano, quindi è una cosa che usiamo. L'intelligenza artificiale per l'esplorazione spaziale sì, la Starship, la nave che ogni tanto esplode di Elon Musk, utilizza moltissimo l'intelligenza artificiale per autoregolare i motori, la potenza motore, eccetera, in tempo reale mentre il razzo decolla e vola, mentre una volta era manuale, ma l'essere umano non ha quella velocità di calcolo e di azione. Ci sarà sempre di più nell'esplorazione di nuovi mondi l'intelligenza artificiale, perché al momento voi avete visto i rover e i robottini su Marte che gironzolano. Quei robottini fanno qualche centimetro al giorno. Perché? Perché per ora il governare quel robottino è: io mando un segnale, il segnale ci impiega un quarto d'ora per arrivare su Marte, perché Marte è comunque distante e anche la luce ci impiega un quarto d'ora, il robottino mi ridà il dato che io gli ho chiesto e quindi fra un quarto d'ora ulteriore io ho la risposta, cioè ci vuole mezz'ora. Il che vuol dire che quando io vedo una foto e dico vado in quella direzione, io lo sposto di qualche centimetro, poi aspetto mezz'ora e spero di non aver sbattuto su nulla. È un problema. I robottini a guida autonoma dovuti all'intelligenza artificiale sono qualcosa su cui si lavora, perché velocizzerebbe del 900.000% l'esplorazione. Un ruolo cruciale. Esatto. Grazie mille, grazie. Grazie a te. Vai, ultime 4 domande velocissime, facciamo. flash, proprio risposte, perché poi dobbiamo fare la foto tutti insieme. Vai. Sono Lucia, ho 16 anni. Scusa, non ho sentito il nome. No, non va più il microfono. Si è spento il microfono, cioè ho parlato talmente Forse perché tanto a lungo che si l'ho è scaricato. Avete un altro? Forse Vabbè, ma lei lo dice. Quindi... Prova ad andare, prova a dirlo. Prova? No. Vai col mio, vai. Vai col mio, è comodissimo. Allora, volevo chiederle se lei aveva una figura di riferimento durante il percorso accademico e se secondo lei è importante averne una. Allora, è importante avere una figura di riferimento, perché no? Cioè, se ti crea un'ispirazione, ma tipo un grande scienziato, una grande scienziata, una roba così, sì, se ti crea un'ispirazione, perché no? Però tieni presente che ognuno di noi ha la sua strada, ognuno di noi ha la sua voce, ad esempio, con cui esprimersi nel mondo, e quindi non è detto che ciò che ha funzionato per quella figura di... eccolo qua. Non è detto che ciò che ha funzionato per quella figura di riferimento funzioni per te, però perché no? Cioè, come dire, se uno gioca... calcio non lo seguo, però non so... quindi parlo di cose a caso. Se uno vuole giocare a calcio e ha nella sua testa Pelé, la cosa lo può aiutare, ma lo può ispirare, non sarà mai Pelé. Voi Pelé, tra l'altro, forse non è mio, sapete chi è, nel senso che è vecchissimo, però in generale può essere Maradona, può essere un'idea. Io l'ho avuta, no, nel senso che a me non è mai piaciuta l'idea del genio, cioè il genio che mi ispira, perché con Adrian, quello che vede tutto unicorni rosa, con Adrian noi diciamo che ci sono non i geni ma i lieviti. I lieviti sono una cosa che se ha l'ambiente giusto attorno allora si sviluppa, se no il pane non lievita. E se tu guardi nella storia della scienza, sì, c'è chi ha avuto un'idea geniale, ma spesso e volentieri è successo anche che uno avesse un'idea geniale che poi è caduta nel dimenticatoio perché l'ambiente non l'ha colta, oppure quell'idea gli è arrivata da tante altre parti. La metafora del lievito, che servono dei lieviti. Serve che facciano tutto, e quindi io ho avuto come ispirazione non le persone. Cioè, Albert Einstein ha sbagliato buona parte delle sue cose nella sua vita, poi ne ha azzeccate un paio importanti e quindi noi lo ricordiamo, ma non avrebbe fatto quello che ha fatto senza l'ambiente circostante. Quindi mi hanno più ispirato gli obiettivi che le persone, di solito. Poi le si raggiunge assieme l'obiettivo. Grazie mille. Grazie, tocca a te. Buongiorno, buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea, la mia domanda è 17 anni. Vai. Quanto è logorante fare l'astrofisico, l'astrocoso? Guardami, io ho 12 anni. No, e qual è la tua più grande soddisfazione? Allora, è logorante, Luca, sì, perché velocissimo. abbiamo tutti gli È logorante, sì.
nell'ambito della ricerca chiedi a un qualunque ricercatore, ti dirà che comunque è un lavoro stressante, però di solito le soddisfazioni sono tali per cui tu ci passi sopra perché hai la passione, quindi, però tanti lavori sono stressanti ma uno li fa per passione. Sicuramente puoi avere anche magari lavori a dei progetti molto importanti, hai delle pressioni anche esterne che ti dicono devi fare questa cosa entro tot, quindi sicuramente è un qualcosa che ti crea stress. La mia soddisfazione più grande è stato quando in un telefilm che si chiama The Big Bang Theory, nello speciale di Natale hanno parlato del mio progetto lavorativo. Wow! Questa è stata la mia, non è solo mio, siamo in tanti in quel progetto lavorativo, però quando io l'ho detto, ho detto basta, la mia carriera è finita qui, va bene così. Grazie mille, quindi, vai. Bravo. Grazie mille. Dopo potete fare le foto, eccetera. Vai. Sono Irene, anch'io ho 17 anni. Volevo chiedere cosa pensava dell'intento Ma qui c'è gli appunti per la domanda? Attenzione! Ah, ok. Ho preso questo, vai. Quindi la domanda è? Cosa ne pensa degli intenti... No, devi tenere il microfono, tesoro, se no non ti sentiamo. Tranquilla, tutto a posto, vai. Degli intenti propagandistici, insomma, di queste missioni spaziali, perché insomma, mi è sembrato trasferisse anche questo alla sua presentazione, è considerato anche il fatto che per quanto riguarda la comunità scientifica ci sono un sacco di ambiti, sia diciamo, nel microcosmo che nel macrocosmo, che possiamo studiare e che non abbiano proprio questo diretto anche impatto economico. Allora, quindi cosa ne pensi degli intenti propagandistici? Intenti propagandistici sono tanti, lo spazio è una vetrina, la space economy è una vetrina politica, economica e di tante ragioni. Forse vi è capitato di sentir parlare negli ultimi 10 giorni del fatto che abbiamo trovato possibili tracce di vita su Marte, ne hanno parlato più o meno tutti, magari poi voi avevate altro da fare e non l'avete sentito, però se ne è parlato. Tra 2 settimane fa. Sì, esatto, una decina di giorni fa, 2 settimane, no, era il 10 di settembre. Ah, ecco, un mese. Il 10 di settembre si è detta questa cosa, quella era pura pubblicità, cioè c'è una scoperta importante alla base ma non meritava quel clamore mediatico, lì la NASA stava chiedendo soldi a Trump, quindi c'è una questione propagandistica. Ci sono delle missioni che fanno più propaganda di altre, le missioni con le persone valgono più di quelle senza le persone, quindi si investe tanto in quelle. C'è tanta ricerca che meriterebbe di essere fatta ma che non ha i soldi, sì, e quindi io cerco sempre di far presente alle persone che alla base della nostra civiltà c'è la ricerca di base. La ricerca di base è quella che non ha un'applicazione ben chiara, ma è pura curiosità. Cosa c'è dentro a un buco nero? Lo voglio sapere a prescindere da quella che è l'applicazione pratica, ma l'essere umano è qui e siamo qui oggi, abbiamo la tecnologia che abbiamo oggi perché si è posto domande all'apparenza inutile. Quindi la ricerca di base per me è quella su cui punterei sempre, perché poi tra l'altro la storia della scienza ci insegna che è una delle cose più redditizie possibili, perché facendo ricerca di base sviluppiamo un sacco di tecnologie che poi ricicliamo nel nostro mondo e quindi ci danno un sacco di soldi. Quindi parola chiave, ricerca di base. Grazie Seguite mille. Seguite sempre la vostra curiosità. Esatto. Grazie mille. Che carina, grazie mille. E tu chiudi questo ciclo di domande. Quindi domanda delle domande. Ok. Antonio. Intanto Antonio. Ma sei la sua prof? È la Sì, prof? era il mio prof di scienze. Okay. Antonio, anni? Quanti 17. anni hai? 17. Ok, io volevo farle una domanda più specifica. Tieni il microfono su, se non ti Scusi. sentiamo. Sì, Devono sentirti tutti, anche là in cima. Così chiudiamo con te, vai. Ultima domanda flash. Che riguardasse la propulsione, ovvero a suo parere come crede verranno utilizzati i motori ionici nelle future missioni spaziali? Super specifica. Allora, motori ionici vengono già utilizzati, pochissimi, sono quelli che si usavano in Star Wars. Quando Star Wars li fa andare esistevano quasi solo su carta, noi però ispirati da Star Wars tra l'altro, perché poi diventano super di moda, noi li abbiamo costruiti e li abbiamo usati. Al momento tutte le sonde che abbiamo mandato nello spazio profondissimo, quasi tutte le sonde, dal 98 in avanti utilizzano i motori ionici. Adesso stiamo provando a usarli sulla Terra, ci vedo moltissime difficoltà, però nello spazio anche molti satelliti che usiamo delle telecomunicazioni usano i propulsori ionici e quindi quello che io ti dico è li useremo tantissimo nello spazio, sono molto efficienti soprattutto per i viaggi molto 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 lunghi e siccome noi ne facciamo sempre di più, probabilmente li useremo sempre di più.
Bravo, bella Grazie domanda specifica in Grazie questi mille. casi, puoi pure accomodarti giù, lascia pure il microfono a loro, da qualche parte lo troveremo. E allora io l'ultimo grazie voglio dire a Luca Perri, grazie mille. Grazie mille, grazie a tutte e a tutti, grazie a Collegamenti, all'Università. Rimanete qua, perché adesso il mio grazie va ovviamente a tutto Collegamenti, voglio dire grazie alla curatrice Barbara Gallavotti, prima non è stato citato Agostino Maio, grazie Agostino per tutto il tuo lavoro, ringrazio il rettore Montanari, il rettore uscente Pinton, tutte le autorità presenti, tutti gli ospiti presenti e voi ragazzi, grazie a tutti voi, bravi! Adesso foto di rito, giusto Agostino? Facciamo la foto? Quindi chi deve salire sul palco salga, voi rimanete perché adesso noi ci giriamo e facciamo la foto tutti insieme, ok, come i quindi- concerti, presente i Cioè, concerti? capisco. Sai che i cantanti ai concerti fanno no, Sì. la foto con tutto il pubblico. Siamo quindi, i nuovi Muse. Esatto, Sì. rimanete qui e facciamo la foto tutti insieme. Arriva il rettore uscente, arriva Barbara Gallavotti. Grazie mille. Grazie. Ecco Barbara, eccoci qua, ci raggiungono tutti. E la foto chi ce la fa? Troppi rettori. Allora, la foto ce la fai tu? Devi venire qua sopra allora, così... Ne fa una da lì e una da... Ok, perfetto. Barbara, io accanto a te, eh. Vai, tutti insieme. Anche tutti lo staff, giustamente. Anzi, un grazie a tutto lo staff. Ragazzi giovanissimi e bravissimi. Davvero, grazie del vostro lavoro che so senza di voi non si sarebbe fatto. Vai, foto tutti insieme. 3, 2, 1...